Scusaci per quello che abbiamo fatto. Pensa tu, al nostro funerale vorremmo essere cremati. Poche parole scritte in una lettera lasciata in casa e indirizzata al genero. Un ultimo atto prima di farla finita. Lo hanno deciso insieme? Scusami e abbiamo, un plurale che lo potrebbe far pensare, ma la verità probabilmente non si saprà mai. Una decisione dettata dal dolore, dalla preoccupazione per un futuro sempre più difficile. Poi la cronaca di quella mattina. Giancarlo Gaio si è svegliato molto presto, alle prime luci dell'alba, e si è vestito. Ha preso in mano la pistola, è entrato in camera e ha colpito 2 volte alla testa la moglie. Lei era a letto, ancora in camicia da notte. La posizione, dicono gli inquirenti, potrebbe far pensare che fosse addormentata e quindi inconsapevole di quanto stava per accadere. Poi l'89enne si è rivolto l'arma contro, ha fatto fuoco una volta ma non è andato a segno. Poi il secondo tentativo, il colpo alla nuca, lo ha ucciso. Rimane quella lettera, le loro volontà e poi la spiegazione di dove erano custoditi alcuni documenti. Tutto preparato nei minimi dettagli. Quella mattina Giancarlo doveva andare in ospedale per un intervento chirurgico alla prostata. Quando sono morti, dai primi accertamenti la tragedia potrebbe essersi consumata poco prima dell'arrivo del genero alle 6:30, quando ha trovato i corpi, ma a stabilirlo sarà l'esame autoptico. Lunedì in tribunale a Treviso ci sarà il conferimento dell'incarico all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, l'autopsia forse già martedì. Col Maggiore di Sopra è un piccolo borgo, tutti si conoscono, la comunità è attonita, la gente passa, guarda la casa, abbassa gli occhi con tante domande. Si poteva fare qualcosa di più, ma il dramma era vissuto tra le mura domestiche, il dolore per la perdita della figlia 4 anni fa, la preoccupazione per la salute di entrambi. Quella non l'ha mai dimenticata, quella della figlia, e poi l'aggravarsi della situazione sia come età, sia e acciacchi che dopo gli 80 anni arrivano e magari a 90 si accentuano. E quindi lui a un certo punto, quando ha visto la moglie andare giù per le scale, da quel momento ha cominciato a pensare al futuro. Nella sua mente probabilmente la consapevolezza che non c'erano più speranze. Questo forse li ha portati al tragico gesto insieme, ma nessuno saprà fino in fondo la verità. Su una panca in legno nel giardino dell'abitazione sono stati appoggiati dei lumini e dei mazzi di fiori. In procura a Treviso è stato aperto un fascicolo come atto dovuto per omicidio-suicidio. I carabinieri hanno sequestrato la pistola utilizzata ed alcuni fucili. Il porto d'armi era scaduto, ma lui poteva tenere legalmente le armi in casa. Una sofferenza che li ha consumati giorno dopo giorno, fino a quella tragica mattina. Allora, buongiorno. Ho aperto questo sabato con questo episodio gravissimo che veramente io non riesco proprio più a capire, perché i segnali lui li aveva dati. Poi lo dirò anche alla fine, perché dedicherò una poesia di Pablo Neruda all'amore, al grande amore degli uomini, anche per le donne, non solo odio, anche amore, ma soprattutto perché qualcuno non ascolta. Io non so da quanto tempo lo dico, che siamo in tantissime associazioni e non riusciamo a fare quello che dovremmo fare, aiutare le fragilità. Perché non le conosciamo, non ci danno gli indirizzi, i recapiti, i nomi, i cognomi, perché c'è la privacy, pensate, la privacy, questa parola, quale privacy? La privacy di veder morire queste persone e non poter fare niente, nonostante queste grida di aiuto di questo uomo, non ce la faccio più. La perdita della figlia adorata unica, un male che doveva, chissà nella sua mente cosa avrà pensato, cos'era quel male per lui così grande, questo amore immenso per questa donna, ma non riusciva a avere risorse. Io quando sento i sindaci che mi dicono ma sai, siamo in un comune piccolo, ci conosciamo tutti, bene o male sappiamo, ma cosa sanno? Ma cosa sanno? Non sono psicologi, psichiatri, psicoterapeuti che possono sapere. Questi devono avvalersi di persone competenti, e quando ci sono queste grida di aiuto per strada, al bar, qualcuno deve intervenire.
deve intervenire, perché ci siamo come mondo del volontariato, ma ci lasciano divisi. Abbiamo i campanili, la donna sul Brenta che prende la macchina e, va, e tenta di suicidarsi al Brenta, poi un lampo, voglio ancora vivere. Perché? Perché nessuno l'aveva ascoltata. Ma allora cosa facciamo di queste associazioni, di questi tavoli di concertazione che non portano a niente? Non portano a niente. Invece di mettere le persone competenti, associazioni che potrebbero aiutare, no, gestisce la politica, l'assessore, il sindaco, il tavolo regionale, e quelli che veramente potrebbero aiutare non riescono ad arrivare perché non sanno chi sono. Ma è mai possibile? Ancora una volta non ce la faccio più e nessuno ha ascoltato chi di dovere? Paese piccolo, Tarzo. Vi presento subito graditissimi ospiti: Giovanni Marangon, presidente AIS Bassano, Associazione Italiana Soccorritori, non a caso presidente questa mattina, guarda caso c'è lei, e saluto anche da Loreo Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po Veneto, sindaco Loreo, terzo mandato destra. Grazie anche a lei sindaco di essere qui. Allora Marangon, ha sentito il mio sfogo perché sono anni e mesi che cerco di far capire che forse a questi tavoli dovrebbe partecipare qualcun altro, noi soliti noti che magari non c'entrano niente con quello che si può aiutare. Eppure non si riesce ad avere questa unione anche tra associazioni, quelli che sanno, perché ognuno può portare del suo, ma non tutti possono fare tutto. E poi questa privacy, c'è la privacy, i servizi sociali non possono dare i nomi solo se il familiare vuole. Ma cos'è la privacy quando uno cerca di aiutare? Allora, Presidente Marangon, scusi lo sfogo ma è dovuto, io veramente inorridisco quando sento e vedo queste cose che si potrebbero veramente cercare almeno di dire ho provato a salvare. Prego Presidente. Ma guarda Mirella, intanto buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere ritrovarti qua nella nostra sede di Bassano del Grappa. Prima di entrare nel merito ti volevo anche ringraziare dei tuoi presenti che ai nostri soccorritori sono sempre molto graditi e molto apprezzati, quindi ti ringrazio. Per quanto riguarda la privacy, Mirella, guarda, io mi chiedo sempre, io ricevo dalle 7 alle 8 telefonate al giorno di persone che mi propongono contratti per le utenze domestiche. Io vorrei sapere chi gli ha dato questi numeri qua. Dov'è la privacy lì? Mi dimmi. Io quando gli chiedo chi vi ha dato questo numero, chi vi ha autorizzato a chiamarmi, mi mettono giù. Eppure, voglio dire, la privacy, in questi casi, che viene palesemente violata perché hanno un mio numero personale, mi sembra che questa cosa sia del tutto irrilevante, e questo anche secondo me si dovrebbe chiedere anche il perché, insomma, chi è garante della privacy in Italia. Eppure insomma questo succede alla luce del sole e nessuno se ne occupa. Poi credo che ci siano anche degli interessi super individuali che vanno al di là di quelle che sono le normative, perché in una situazione di disagio la tutela della privacy dovrebbe cedere il passo alla tutela della salute pubblica, che è un requisito imprescindibile e indispensabile per il cittadino. Quindi insomma, se una persona è in difficoltà, credo che la segnalazione deve essere fatta indipendentemente da quello che prescrive la normativa della privacy. Poi chiamare le associazioni intervenire in questo campo si può fare tantissimo. Noi come associazione ci impegniamo anche se in diversi ambiti, comunque ci impegniamo tantissimo, ti devo dire anche con notevoli difficoltà. Insomma, poi io ti ho mandato anche un video, se poi lo farete vedere, ti spiegherò che noi anche come associazione stiamo incontrando dei problemi burocratici, li abbiamo riscontrati non da poco, che comunque insomma è la forza di volontà di chi fa volontariato, del volontariato vero, che spinge le associazioni di volontariato poi a continuare la propria attività. E questo è una grossa mancanza di chance, una grossa mancanza di opportunità, di risorse che potrebbero essere messe in atto in maniera sinergica, però insomma, le associazioni da solo da tutto non possono fare, e quindi ci vorrebbe una cabina di regia dall'altro che coordina un po' tutti, perché veramente il mondo del volontariato è un mondo fatto di persone che si dedicano, fatto di persone anche brave, di persone anche disposte a formarsi, perché ci vuole anche formazione, entrare in questi campi. Però insomma le associazioni, soprattutto se sono piccole, da sole non possono fare.
Però sembra che in questa sensibilità in Italia non ci sia ancora. Noi siamo associazioni quando siamo chiamate ad applicare il codice del terzo settore e a fare adempimenti burocratici e amministrativi che ci vengono richiesti. Per il resto, insomma, non sembra che ci interessino tanto. Allora, Presidente, sa qual è anche il nostro problema? Lei sa che io parlo molto chiaro. Il problema è che non riusciamo a unirci neppure tra di noi e loro lo sanno. Lo sanno perché purtroppo anche un certo mondo del volontariato è stato politicizzato. È quello che forse è il campanile anche più grande, che fa vedere che ha tanto. Poi alla fine troviamo le persone morte in casa, troviamo questi tentativi di suicidio o suicidi perché nessuno conosce, nessuno sa, non riesce ad arrivare. Neppure il sindaco sa. Io quando chiamo i sindaci e gli dico guarda che mi ha chiamato stamattina in diretta una signora, un signore ha bisogno di aiuto, ma Mirella, ma scherzi? No, non scherzo, se vuoi sentire la telefonata, perché io chiamo sempre il sindaco e lui è il responsabile della salute dei cittadini. Mi informo e si informa, delle volte il caso è conosciuto, allora mi tranquillizzo e delle volte il caso non è conosciuto. Parlo di poco tempo fa, paese piccolissimo. Il sindaco mi dice ma guarda che l'ho trovato l'altro giorno, infatti l'hai trovato l'altro giorno, guarda che ha chiamato questa mattina disperato, ti prego vai subito perché era proprio disperato. Delle volte capisci che non riescono a gestire la situazione perché ci vogliono persone competenti e qua invito anche Moreno Gasparini prima appunto di parlare anche come presidente Ente Parco Delta del Po Veneto, è sindaco di Loreo, terzo mandato, destra. Sindaco, non è che voi potete risolvere tutto, non ce la fate, siete oberati di lavoro, siete quelli in prima linea, tutto ricade su di voi, vi hanno passato il cerino, avete pochi fondi, siete gli unici che riuscite veramente ad ascoltare questo cittadino che vi trova per strada, vi ferma, siete gli unici che vi fermate, quasi tutti, dico la verità, quasi tutti, che ascoltate, però non avete le armi per combattere, non le avete perché purtroppo qua lo dico io, sindaco, non lo deve dire lei, molte volte gli assessori sono calati dalle segreterie, non sono neppure eletti, però piovono dall'alto e bisogna mettere l'assessore che piove dall'alto, anche se il sindaco fa sua lista e magari nella lista ci sono anche persone competenti e brave che hanno preso anche voti e potrebbero tranquillamente fare gli assessori, anche perché mi sembra che quando un sindaco fa la lista sa benissimo di cosa ha bisogno e di che assessorati coprire. Capisce che forse se continuiamo in questa strada, sindaco Gasparini, non arriveremo ad aiutare Giancarlo, Maria, Antonia, Mario, Filippo. Prego, sindaco. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito. Avete già messo sul tavolo, anche il presidente di Bassano, avete già messo sul tavolo quelle che sono un po' che è l'ossatura poi del problema. Ha detto giusto, nei paesi piccoli spesso si sente dire dal sindaco, in primis, ma noi ci conosciamo tutti, i problemi li abbiamo sotto controllo, i problemi sociali. Non è proprio così perché poi dopo arrivare e andare dentro la mente delle persone, problematiche dentro alle quattro mura di casa, solo lì si riesce a capire e dover arrivare, come hai detto tu, e il fatto anche della privacy, cioè dovrebbe essere annullata in virtù alla fabbisogno di rincorrere quello che è l'opportunità di dare una mano. Le ETS, le associazioni di volontariato, sono il braccio operativo allungato di dove non arriva il servizio sociale di un comune e spesso quelle fanno la differenza. Il soccorritore, il presidente ha detto prima comunque che tutto quello che sta succedendo è comunque un aspetto sociale. Io aggiungerei anche qualcosa in più, aggiungerei anche il fatto che è una questione proprio sociale, oltre al fatto della difficoltà di arrivare dentro le quattro mura e per la burocrazia e per il fatto che comunque bisogna e i sindaci non sono, come giustamente Mirella ha detto, i servizi sociali esistono ma spesso non arrivano dove devono arrivare oppure non arrivano in tempo dove devono arrivare e questo lo conosciamo. Io ho 11 anni che faccio il sindaco e lo vedo e cerchiamo anche, comunità piccola come questa, di arrivare dentro le quattro mura con la confidenza che prima se ne è parlato. Quello che volevo aggiungere è anche purtroppo una modifica culturale in peggio, cioè c'è poca relazione fra generazioni.
Adesso questo che avete presentato è stato un caso dove è venuta a mancare la figlia e purtroppo anche queste cose esistono. Se non è mancata per una malattia, è mancato un figlio per un incidente stradale, ma sono cose della vita. Però spesso noi andiamo incontro a situazioni in difficoltà anche nelle comunità dove conosciamo figli e genitori che hanno l'età che prima avete presentato, dove non c'è collaborazione, dove non c'è contatto, dove non c'è dialogo. E spesso, ecco, io vorrei anche mettere sul tavolo questo, e sento anche delle associazioni di volontariato che a Loreo, per esempio, ne abbiamo tante e ne sono orgoglioso perché, ripeto, dove non arriva il servizio sociale del comune stesso, arrivano le ITS, arrivano le associazioni di volontariato, però ci troviamo spesso, oltre a tutto l'impatto della burocrazia che voi avete sottolineato, arriviamo anche al fatto che c'è poco dialogo fra figlio e genitore e viceversa. E questo è un malanno, chiamiamolo così, sociale, che sta aumentando e per una questione etica che non c'è più e per una questione che si è staccato una generazione dall'altra rispetto a quando eravamo piccoli noi verso le generazioni future e viceversa. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Sono molto dispiaciuto anch'io da quello che è successo e che nessuno si abbia in accordo che queste persone aveva un disagio. Ed è una vergogna. Mica un amico, un ingegnere, ha fermato, non gli mancava niente. È morta sua moglie, dopo un anno si era qua. I miei altri amici che vengono per casa, nessuno se ne è accorto che aveva questo disagio, questa persona. Va bene? Ed era anche intelligente. Ed è proprio come che ti dici, perché abbiamo tutte robe superficiali, neanche non le bademo quasi. E invece purtroppo bisogna queste robe qua, e le robe più importanti, perché a scarichi vicini a sta gente che è qua, tanto ti salvaresti tante vite, o perlomeno ti darà un conforto, ti fa quello che vuoi, perché dopo uno che sembra chissà cosa gli viene a testa, però se è una persona vicino che riesce a capire un quarto di quello che ha, e che conta la storia, e che sta vicino, questa persona si sente in compagnia, si sente aiutata e fa manco per fare del brutto gesto, no? Purtroppo però è la politica, Mirella, i sindaci sono bravi, perché i sindaci non fa niente e fa tutto quello che può, ma la politica è un'altra roba. I nostri deputati, i senatori, cosa fai per la povera gente? Li pensa a fare ore e per fare ridere. Ne ha messo il popolo, uno va al 7%, uno va al 10%, uno va al 5% e uno va al 28%. Ma ne ha messo qui. Che politica c'è adesso? Non c'è più come una volta. E la politica adesso cosa fai? Dice tutti dipendenti del presidente, di questo, di quello. Una volta chi cadeva un suo partito e poteva dire la sua e gli consigliava. Adesso tutti i siti saranno errori. Ma dove siamo arrivati? Grazie Rinaldo, hai detto tutto, devo andare avanti. Comunque grazie anche per le parole, grazie al nostro caro Rinaldo. Ecco, questa è la voce del popolo, del cittadino che io ascolto tutte le mattine, forse che il cittadino ha più buon senso di quello che pensiamo. Ma vedi Rinaldo, non siamo noi che dobbiamo fare quello che qualcuno deve fare, perché non siamo competenti, noi dobbiamo solo segnalare. Ma quando questo uomo ha perso la figlia, l'adorata figlia, unica figlia, ci sarà pure un percorso psicologico che qualcuno deve mettere a disposizione e vedere anche il comportamento poi di questi genitori. È da là che parte tutto. Invece poi più avanti che si va, più si aggrava la situazione. Sfortuna vuole che ci siano anche queste gravi patologie e soli, perché nessuno sa. Ma non siamo noi competenti per fare questo. Ci sono persone formate, si parte dal medico di famiglia che deve segnalare questa situazione. Guardate che hanno bisogno di un percorso psicologico, che ci sia qualcuno che va a trovarli a casa, vedere come, cosa. Perché i familiari non lo sanno, ma non vedete che dicono nessuno si è accorto di niente. Perché bisogna togliere la maschera. E non è facile togliere la maschera, bisogna essere competenti per toglierla, sapere i punti deboli. Cosa dice Sindaco? Assolutamente sì.
il dialogo e il contatto fra la popolazione, le associazioni di volontariato e chi ha subito una situazione del genere devono essere assolutamente dirette. Il fatto, come dicevi tu prima, di rivisitare la famiglia che ha avuto una disgrazia di qualsiasi entità che sia, è un modo per tenerli a contatto, tenerli direttamente sotto controllo. Hai bisogno di qualcosa? Questo è il numero, chiamami, c'è un numero. Deve esserci un numero preciso da chiamare, non 1000 numeri. Hai bisogno, chiamami, sono qua. Se hai bisogno arrivo. Invece niente da fare. Pensi, sindaco, che adesso con i medici di famiglia, grazie al dottor Gorini e alla mia proposta, cercheremo di scrivere una lettera in ragione per dare ai medici di famiglia il numero delle associazioni di volontariato che possono seguire le persone fragili. Ma io dovevo fare questa proposta, sindaco, perché il medico di famiglia ancora non ha il numero delle associazioni dove il paziente arriva e lui dice: guarda, se hai bisogno chiama questi numeri, vedi quello che magari serve di più e dai qualcosa. Ma io devo fare la proposta, sindaco, ma si rende conto? Andiamo a vedere il video del nostro presidente Marangon, perché fa capire cosa vuol dire soccorritori AIS. Andiamo a sentire i soccorritori di Bassano. Complimenti per questo video, Presidente Marangon, soprattutto che far capire l'impegno, la passione, quello che voi veramente cercate di mettersi per far capire che si può salvare. Ecco, la vita deve essere salvata, si deve cercare di salvarla. E voi fate questo, però come dice lei, tanti paletti, tanta burocrazia, anzi sempre di più. Ecco, per forza bisogna lavorare solo col computer, bisogna rispondere al computer, alle mail che mandano in continuazione, ecco, a questo proprio senso di poco rispetto che si ha per il volontario, quello vero, quello serio. Volontario che magari deve fare formazione con uno che non sa neanche cosa vuol dire volontariato, perché guardiamo anche cosa vuol dire fare formazione, bisogna avere anche delle persone competenti che la fanno. Non sempre ci sono, Presidente, mi dispiace dirglielo. Io tanti anni fa mi sono alzata e sono uscita perché quello che doveva fare formazione, invece di insegnarci, stava guardando il computer e ho detto: mi scusi, ma cosa sta facendo? Capisce che delle volte veramente bisogna anche il coraggio di reagire. Se le cose non vanno bisogna smettere di abbassare la testa o di dire mi non vo, combatta, go partecipa e via. Se non va, non va. Prego, Presidente, complimenti per quello che state facendo e del video.
Sì, io non mi stancherò mai di dire che i nostri volontari prestano la loro attività in maniera totalmente gratuita. Nessuno di noi percepisce alcun tipo di compenso. Non solo non percepiamo alcuna retribuzione, ma addirittura paradossalmente, se si può dire, ce li mettiamo anche perché usiamo i nostri automezzi, ci paghiamo la benzina, ci paghiamo anche le divise che indossiamo, quindi insomma quindi è un'attività totalmente gratuita sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda poi la sensibilità che hanno le istituzioni nel confronto del volontariato, in particolare della mia associazione che rappresento, questa rete ci ha dedicato anche lo spazio per la vicenda che ci ha toccato recentemente. Non so se tu sei a conoscenza, Mirella. Sì. Ecco. Lo dica, Presidente, l'ho invitata apposta. Sì, infatti non c'è nessun mistero, anzi secondo me è una cosa che va anche raccontata per non ingenerare equivoci. Ecco, io mi trovo qua nella sede storica legale dell'Associazione Italiana Soccorritori di Bassano del Grappa, che ci è stata data in comodato gratuito dall'ospedale dall'ULSS, la 7 Pedemontana di Bassano del Grappa. Noi siamo sottoposti a un rigido controllo periodico da parte di Azienda Zero, che verifica che la nostra associazione sia in regola con i requisiti per fare volontariato e nel punto specifico per fare attività di trasporto in urgenza con le ambulanze. Questa è una verifica che viene fatta ogni 5 anni da Azienda Zero. 2 anni fa è intervenuta una normativa diversa da quella che era in vigore fino a 2 anni fa, appunto, che ha imposto dei requisiti strutturali molto più stringenti rispetto alla vecchia normativa. Quindi questa sede di fatto non è diventata più idonea per ospitare i trasporti in urgenza e urgenza con le ambulanze. L'alternativa qual era? O chiudiamo tutto, perché con l'attività di trasporto e emergenza noi ci sosteniamo per fare poi attività di volontariato gratuita, visto anche nel video, noi ci mettiamo a disposizione gratuitamente per chi vuole partecipare alla nostra attività di formazione, oppure dovevamo trovare una nuova sede e ricominciare in una sede che avesse i requisiti che soddisfassero la normativa regionale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di bagni e delle docce. Noi ci siamo rivolti a diverse istituzioni locali, ai sindaci, ai presidenti, i quali ci hanno riconosciuto tutti l'attività meritoria che facciamo. Però alla nostra richiesta: avete un locale per continuare a fare la nostra attività in urgenza e emergenza? Ci hanno detto: vedremo. Avevamo il termine 27 maggio, voglio dire, non è che potevamo aspettare chissà quanto. Ci siamo guardati noi del direttivo e abbiamo deciso comunque di proseguire la nostra attività, perché noi siamo votati a fare questo di attività, avevamo una solidità economica che ci permetteva di fare certe scelte e quindi abbiamo deciso di affittare un locale a 9, quello che ha visto l'inaugurazione, per poter continuare la nostra attività. L'utilizzo dell'immobile di 9 non è gratuito, ci costa 1.500 euro al mese più IVA. Se tu fai i conti a fine anno, ti renderai conto che è una cifra notevole che noi spendiamo. Adesso come adesso noi ce la facciamo perché comunque con il nostro bilancio riusciamo a pagare l'affitto. Ma non è questo il punto. È che questi soldi noi li dobbiamo sottrarre dalle attività che facciamo in favore del territorio. Sì. Cioè noi sottraiamo risorse di volontariato a favore del territorio, che comunque le abbiamo gratuitamente, per pagarci l'affitto. Ma queste non sono scelte nostre, non è dipeso da noi. E queste sono le risposte e l'aiuto che ci è stato dato dalle istituzioni. Siamo tanto bravi, tanto cari, però quando chiediamo qualcosa ci dicono: va bene, ci penseremo e grazie della vostra attività. Vede, Presidente Marangon, è la stessa cosa che sto passando io in provincia, non voglio fare polemica, per carità, anche perché domani ci sono le votazioni, però a parole, forse anche neanche tante, si fanno vanto dell'associazione, parlo in generale del mondo del volontariato, ma nei fatti poi cadono le pere, la sua, la mia, di tante associazioni e volontari che cercano gratuitamente di mettere a disposizione il loro tempo, la passione, l'impegno per aiutare le fragilità. E questo è inaudito a questa cosa qua. Visto lo spreco che fanno anche di denari pubblici,
raggirando l'ostacolo, facendo vedere quello che non è. E soprattutto questa mancanza di rispetto per questo mondo del volontariato. Cosa dice il sindaco Gasparini? Sì, dico che il presidente Marangon è in una situazione non facile. Mi verrebbe da dire venite da noi, perché 150 volontari in una situazione così, venite da noi che troviamo la soluzione domani mattina, ma non perché il sottoscritto o i miei colleghi sindaci della provincia di Rovigo sono più bravi della provincia di Vicenza o di Bassano che sia, perché io credo che loro sono un ETS, sono un'associazione di volontariato del terzo settore. Esistono le convenzioni con i comuni per fare dei servizi, quindi i comuni, se hanno la volontà, possono impegnare risorse per dare una mano a queste associazioni che sono l'ossigeno di un territorio. Noi abbiamo 18 associazioni in un comune da 3.300 abitanti. Io cerco di dare una mano a tutte le associazioni perché sono quelle che ci salvano. In primis, quello che hai detto tu, Mirella, prima, la qualità del livello sociale. Secondo, ci fanno fare bella figura dove noi non riusciamo ad arrivare con i servizi sociali di standard dedicati da Ministero a Regione, Provincia, Comune. E questo deve essere soprattutto una sensibilità degli amministratori. Io da sindaco direi Marangon venga, Presidente, venga nelle nostre aree, che una sede ve la troviamo, e insieme con altri sindaci i 15.000, 12.000, quelli che sono 20.000 euro di affitto per una sede, insieme la concordiamo. Esistono, ripeto, voi siete un ETS, esistono le convenzioni con gli enti locali. I sindaci non fanno danno erariale se mettono un soldino per dare una mano alle strutture di queste associazioni. Vede, Sindaco, io la ringrazio per queste parole, poi sentiremo anche Giovanni Marangon, perché fanno capire che bisogna dividere anche tra sindaci e sindaci, c'è niente da fare, c'è il buono e il cattivo. Io non devo essere però fortunato, sindaco Gasparini, ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è il rispetto. Quello lo devono fare assolutamente, indipendentemente da quello che dopo possono anche aiutare e come. Il rispetto. Ma le sembra che questo sia un rispetto di un'associazione che salva vite gratuitamente, coi mezzi? Ma le sembra che si può sentire un discorso del genere del presidente Marangon? Ma io non so se qualche illustre politico sta ascoltando questa trasmissione, ma vi rendete conto cosa sta dicendo Marangon? La normativa. Le normative, ma chi scrive queste normative? Cosa vuol dire bagni, doccia? Andiamo a vedere un po' dappertutto se proprio funziona dappertutto così o se c'è qualcosa che non va. In provincia ci sono 200 bagni nuovi nella provincia dove opero io e noi non abbiamo neppure il pass per il bagno perché qualcuno dice che è pericoloso darci il pass. No, lo diciamo anche queste cose, perché devono... E se voglio fare il bagno devo farlo a spese mie. Presidente Marangon, vede che siamo in linea? Lo vede? Capisce che a bocca dicono bravi, belli, buoni, ma noi quando lo dicono non ci siamo mai, perché sennò avremo anche modo di dire guardate che non è così. Ma poi la realtà è un'altra, diamo fastidio, perché secondo loro qualcuno... Togliamo visibilità e togliamo il potere di comandare. Comando io, sono io che comando, tu sei sotto di me, non me ne frega niente di quello che fai. Perché? Perché ho le normative, faccio questo, sono io che comando, come ripeto, perché comandano. Sono enti pubblici. Allora, è giusto anche iniziare a parlare però, Marangon. Io non è che tolgo visibilità o lei toglie visibilità col mondo del volontariato che facciamo, supportiamo, aiutiamo, però diamo fastidio, Marangon, perché se lei non avesse dato fastidio a qualcuno, il posto gliel'avrebbero trovato subito, come dice il sindaco Gasparini, che è molto chiaro. Ma stiamo scherzando? Venite da noi domani, c'è già tutto. Come risponde Marangon? Beh, guarda, Mirella,
Mi allaccio al discorso del sindaco che mi ha invitato. Io ci andrei molto volentieri allora, io perché visto che sono nato e cresciuto a Portoviro, che è un paese e quest'estate ho scelto di fare le vacanze a Porto Tolle alla Barricata, quindi insomma ci vado più che volentieri. Posti bellissimi e ho un ricordo bellissimo di quest'estate, e quindi insomma molto volentieri, insomma, se siamo in ulteriore difficoltà ci metteremo in contatto con l'assessore di Loreo. Mirella, cosa vuoi mai? Se poi noi ci mettiamo a discutere anche con i politici, veramente non ne veniamo più fuori. No, mai mollare, no. Caro Marangon, il politico passa, ricordati, e noi rimaniamo Marangon. Il politico passa, noi rimaniamo, verrà qui o giusto prima o dopo, no? Siamo sempre sfortunati. No, non possiamo essere sempre sfortunati. Pazienza, no. Come i cinesi, siedi sulla sponda del fiume e lascia che passi qualcuno. Allora abbiamo Paola da Padova, vai Paola, poi andiamo in pubblicità. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Spero che te mi concedi 30 secondi in più perché è già una terapia poter parlare con te e coi tuoi ospiti. No, veramente, perché lo dico e non mi stuferò mai di dirlo, imparate dalla Mirella Tuzzato, che veramente è un esempio di quello che ci vuole per mettere a posto le robe. Allora, anziani morti anche l'altro giorno all'Arcella, anziana, 65 anni, trovata morta, che già era già una settimana che era morta. Allora, questo benedetti comuni non hanno una lista delle persone sole? Sì che ce l'hanno, perché ne riva boete a tutta manetta, non hanno poter fare una telefonata, sito vivo, sito morto, oppure il top di dirci dove comprarli, almeno quegli orologi con l'SOS da poter premere, neanche quello ci viene dato, dove acquistarli, no che ci dà gratis. Anche personalmente, sola, senza figli, terzo piano senza ascensore, quasi ottantenne, rovinata che non riesco più a deambulare da un intervento sbagliato, marito morto all'improvviso, quindi per aiutarmi, cosa fanno? Giovanissimo, perché era molto più giovane di me, mi danno la reversibilità che è poco più di metà, cioè mi rubano quasi 1.000 euro al mese, questo per aiutare le persone anziane. E veniamo allo stipendio, e questi politici, la europarlamentare che ha detto che prende quasi 8.000 euro netti al mese, no, i primi perché non raccontate il resto, ma soprattutto oltre a queste parca di soldi, ma lo fanno il loro dovere per quale sono pagati profumatamente. E veniamo anche a ieri che c'era il consigliere Bean. Allora, giovane, dico, è sicuramente una persona che vuole aiutare. Quando io ho segnalato che bisogna mettere qualcuno all'entrata e all'uscita di queste scuole, perché bisogna andare a vedere che razza di giungla, ma se è anche comprensibile, ragazzi giovani eccetera, lui ha detto che non ci sono risorse. Allora spendiamo 600 milioni di euro i primi, per questo tram che ha già mandato in fallimento un sacco di esercizi pubblici, migliaia di alberi tagliati, il caos per arrivare qualche minuto prima, e non si mettono nonni vigili o qualche volontario davanti a questa entrata e uscita, che vadano a vedere in via Belzoni cosa succede tutti i giorni. Mi meraviglio che non che sia un morto al giorno. Sappiamo, e lui ha detto che non ci sono risorse. Allora sappiamo quanto vengono pagati i nonni vigili? 2,5 euro all'ora per 2 ore, neanche i schede, il biglietto del tram e della benzina. Questi sono i nostri politici. Per un appello, andate tutti a scuola della Mirella Tuzzato, per l'amor di Dio, se vogliamo salvare al massimo. Ti prego Paola, guarda, ti prego, mancaria anche questa. Siamo in tanti, Paola, guarda, oggi con la Mirella ne hai un altro che è un'altra Mirella, che è Giovanni Marangò, e ce ne sono tantissimi. Il problema è che siamo lontani, facciamo fatica, magari proprio quelli che avevano voglia anche di unirsi, però noi ce la metteremo tutta, e io poi con Giovanni Marangò mi sento
intervento molte volte per cercare anche di collaborare in qualche situazione, perché è molto importante. Comunque ti ringrazio Paola, ma però volevo anche, sempre a te. volevo anche dirti Paola che Bea, il consigliere comunale giovane, anche ha preso spunto da quello che hai detto e hai segnalato, perciò vedi che la telefonata è importante, che fa segnalare. Lui ha detto che prenderà in considerazione le tue parole, che sono parole vere, quello di aiutare di più anche quei nonni vigili fuori dalla scuola. Poi hai detto altre cose e qua è la politica che deve intervenire. Andiamo in pubblicità. Allora, Moreno Gasparini, presidente Ento Parco Delta del Po, che abbiamo visto del Po Veneto. Allora, presidente, molto belle queste immagini. Ecco, questo turismo che veramente anche voi, proprio anche con questi itinerari, ma anche investendo su quello che può essere la conoscenza del territorio, perché guardate che non la conosciamo mica. Noi non conosciamo mica il nostro territorio. Perché? Perché qualcuno non ha investito. Prima invece bisogna investire anche per fare la conoscenza. E se c'è la conoscenza c'è un beneficio per tutti, o sbaglio, sindaco? E qua come sindaco parlo. Brava Mirella, serve una consapevolezza, ecco, del proprio territorio, come hai accennato tu adesso. Le immagini che avete visto sono un piccolo scorcio di quello che è il Delta del Po. Sono anni ormai adesso che stiamo lavorando su tutto quello che è la classica parola offerta turistica, però offerta turistica diversificata su quelle che sono poi le condizioni ottimali per allargare la stagione, non solo quella balneare. A me ha fatto molto piacere prima che il presidente Marangon venga barricata in vacanza d'estate, perché comunque è nella punta del delta verso tutto quello che è il naturale. Però per dire cosa? Per dire che noi stiamo lavorando sì un po' in ritardo rispetto a decenni fa, perché adesso in questo periodo, negli ultimi 10 anni, c'è stata una grande consapevolezza che sta facendo fare a questo territorio il salto di qualità per quello che è il proporsi verso un turismo esperienziale che ha cambiato anche lui come domanda, soprattutto dopo il Covid, ha cambiato domanda su quello che è la ricerca di ambienti naturali, ambienti e spazi larghi e salubri per quello che può essere la vacanza della persona. Noi su questo stiamo lavorando a quattro mani con tutti i comuni, 9 comuni del Delta del Po. Ormai ci conoscete, ma non sempre, mai abbastanza, perché io quando ho occasione, quando tu ci dai questa occasione, io cerco sempre di promuovere, proporre il Delta del Po nelle sue caratteristiche, che vanno dall'enogastronomia agli itinerari turistici, alla bicibarca e alla stagione balneare, ma non solo, perché adesso stiamo potenziando tutto quello che è l'interconnessione con l'archeologia, la cultura e quant'altro. Tant'è che domani e dopodomani noi, domani domenica, chiudiamo una settimana, per esempio a Loreo, con gli 800 anni di una fiera, di una storia di 1000 anni, che Loreo è legata alla Repubblica di Venezia, e domani sarà un po' l'apice degli eventi per quanto riguarda la nostra cultura. Però Presidente, quello che però spaventa, e vorrei sentire anche quello che lei pensa anche come sindaco, perché siete in prima linea, siete voi responsabili della salute dei cittadini, la fragilità del territorio. Abbiamo visto con questo cambiamento climatico cosa sta succedendo. Quando piove, ma non poco, piove a dirotto, non sono bombe d'acqua, sono nubifragi, chiamiamoli anche con la parola giusta come ci insegnano gli esperti, ma soprattutto abbiamo i terreni che non reggono più, poca pulizia dei canali, dei fiumi. Ma scusa Presidente, enti, consorsi, parchi, ma alla fine sappiamo cosa fanno, perché la trasparenza dovrebbe essere obbligatoria. Io
ogni 2 mesi o ogni 3 mesi dico dove ho pulito, dove ho investito, perché sono anche soldi nostri, sono soldi pubblici, sono pagati, perché non sono mica come i volontari, sono tutti pagati. Possiamo anche sapere cosa fanno queste persone, dove investono il denaro, che percorsi hanno pulito, dove hanno investito per strutturare, anche perché non avvengano queste cose. Noi non sappiamo mai niente. Arrivano le bollette, dobbiamo pagare, tutti dicono che fanno tutto e poi ci troviamo tutti sotto acqua. Allora, Sindaco, non sarebbe ora di capire anche chi fa cosa ed avere la trasparenza e il rispetto per le persone che pagano, che siamo noi cittadini italiani che non sappiamo mai niente? Ecco, qui come Presidente Ente Parco Delta del Po Veneto. Ma guarda Mirella, hai aperto una finestra enorme, perché la TV a livello nazionale ci ha dato anche quest'anno, per esempio in Emilia Romagna come l'anno scorso, e non solo, episodi che, come dici tu, basta una grande pioggia, che non sono bombe d'acqua, per mettere in crisi un territorio. Noi siamo un'anomalia di queste evoluzioni negative ambientali, nel senso che il Delta del Po è stato costruito e mantenuto dall'uomo fin dalla sua nascita. Noi viviamo. Ci siamo visti, faccio una parentesi, ci siamo visti diverse volte io e te in pubblico, proprio per sottolineare la pericolosità delle trivellazioni in alto Adriatico, che non devono esistere, non devono aver corso. Proprio perché? Perché noi siamo un territorio che già è mediamente 2,5 metri sotto il livello del medio mare, e quindi da decenni, vorrei dire da secoli, da quando è stato fatto proprio il grande lavoro della bonifica del Delta del Po, il lavoro dei consorzi di bonifica del Genio Civile e delle province ha fatto sì che ci sia un monitoraggio e un controllo e una manutenzione ordinaria e straordinaria programmata. Perché? Perché noi viviamo sotto il livello del mare. Se lasciassimo andare queste 3 parole che io ho detto, non esisteremo qua. Esisterebbe una valle come esisteva 500 anni fa, 600 Sindaco, anni la fa. interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo un arrivo importante, il nostro Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora, come dicevi Mirella, i cambiamenti climatici. Allora, quest'anno è l'anno più caldo di sempre. L'anno scorso era l'anno più caldo di sempre. L'anno prima era l'anno più caldo di sempre. Allora vuol dire che questo pianeta si sta riscaldando. E abbiamo visto un iceberg che ha lasciato l'Antartide più grande della città di New York. E poi ce ne sono degli altri che si staccheranno a breve. Ce ne sono che sono grandi come la Lombardia. E questo comporterà l'aumento del livello del mare. Ma qualcuno ci sta pensando. Mi sembra che tutti stanno pensando ad andare su Marte, andare sulla Luna, andare su tutto, e abbiamo questo pianeta che sta morendo. Allora io ho pensato che magari per tenere sotto controllo il livello dei mari si potrebbe adoperare questa intelligenza artificiale che ci potrebbe quantificare quanta acqua viene sciolta dai ghiacciai all'anno, così noi avremmo l'ammontare di acqua che potremmo togliere dagli oceani ogni anno per bilanciare questo scompenso e tenere sotto controllo il livello dei mari. Questa è una mia idea. Per fare questo si può portare acqua a quel miliardo di persone che non ha acqua, che vive di fame, che vive di sete e di fame perché non hanno acqua, in un pianeta dove c'è più acqua che terra. Poi abbiamo il Mar Morto, che è 400 metri sotto il livello del mare, che si potrebbe benissimo riempire. La depressione Caspica, 80 metri sotto il livello del mare, che attraverso il mare di Addo si potrebbe riempire, e tante altre cose che si potrebbero fare. Perciò bisogna pensarci, ma bisogna pensarci subito. Ci vogliono soldi, ma siccome ci sono i soldi per fare le bombe atomiche, ci saranno anche per salvare questo pianeta dall'acqua. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, è sempre un piacere sentirti. Allora sentiamo come conclude Moreno Gasparini, Presidente Ente Parco Delta del Po Veneto, ma anche Sindaco di Loreo, terzo mandato destra. Prego, allora, come Presidente e come Sindaco, chiudiamo.
Stiamo dicendo che il signore che è intervenuto ha perfettamente ragione, non possiamo nasconderci e chiuderci gli occhi davanti a un cambiamento climatico lento e inesorabile. Se non invertiamo la marcia su questa cosa, dobbiamo veramente cambiare rotta su quello che è il comportamento verso il pianeta intero. Qui sono discorsi di sistemi più grandi di noi, perché come le dicevo prima, un territorio come il nostro con 73.000 abitanti può essere gestito in maniera eccellente sotto il punto di vista di normative, di interventi e quant'altro, risorse e tutto. Però se non si ragiona, e io vorrei dire anche interessi a livello mondiale, se non si ragiona a livello mondiale su quello che è l'inversione di marcia su tutta l'esposizione della CO2 in atmosfera, io credo che non è da nessuna parte, e il cammino inesorabile del peggioramento del nostro pianeta ci sarà. Ci saranno l'aumento del livello del medio mare, ci sarà tutto quello che il Signore prima ha detto. Devono i nostri potenti del mondo avere la consapevolezza, e lì è difficile intervenire, perché avete visto che l'Asia ci sente poco, l'America a volte ci sente e non ci sente, l'Europa è un po' più sensibile perché ha capito che questo è il percorso da fare, altrimenti andiamo tutti sott'acqua. Ma non è solo questo, è tutto un sistema, e purtroppo economico a livello mondiale, che ci fa prendere una strada o l'altra. Speriamo che chi sopra le nostre teste decida per noi abbia la consapevolezza e soprattutto il buon senso di capire che quello che ha detto questo signore qua stamattina in TV è verità. Grazie a Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po Veneto e sindaco di Loreo, terzo mandato destra, perché abbiamo avuto un sindaco sensibile e umano che ha capito anche che bisogna dare risposte immediate a chi cerca anche di aiutare, e non solo, anche a sentire e ascoltare le telefonate che sono importanti. Sentiamo come conclude Giovanni Marangon, presidente AIS Bassano, Associazione Italiana Soccorritori. Intanto una sedia che mo trovata, Marangon, intanto ecco, non piove sul bagnato, piove sull'asciutto stavolta. Ecco, prego, come concludiamo, Marangon? Sì, io invito chi fosse interessato a partecipare alle nostre attività. Noi facciamo attività formativa per il riconoscimento dell'arresto cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore, insomma, che è l'unico presidio salvavita che abbiamo a disposizione. Insomma, ce ne sono tanti ormai per le piazze, nelle farmacie, nei locali, quindi è anche opportuno saperlo usare. Io concludo, Mirella, con una cosa che ti devo dire, perché in questi anni non ci siamo sentiti diverse volte, ci siamo trovati in linea d'onda, in una sintonia veramente ottimale, abbiamo lo stesso modo di pensare. In questi anni ho conosciuto una persona dedita alla cura degli altri, a una sensibilità molto particolare. Ci vedremo in altre occasioni, in altre vesti, Mirella, perché questo è il mio ultimo semestre di mandato come presidente. Non verrà meno il mio apporto all'AIS che rappresento e che ho rappresentato per 6 anni, però insomma questa mia veste verrà a decadere tra 6 mesi. Io ti ringrazio per tutto quello per la voce che ci hai dato a me e ai nostri associati, e credo che poi insomma prossimamente ti interfaccerai con il nuovo presidente, che sarà sicuramente bravo quanto me. Non di più, però. Guarda, Giovanni Marangon, io spero veramente che qualcuno capisca dietro queste parole cosa c'è. C'è un'amarezza, c'è la voglia però di continuare, grazie anche alle parole del sindaco Gasparini. Perciò, Giovanni, non mollare, si va avanti, ci ritroveremo sicuramente, però quello che ti dico e ti prego, non mollare. Non mollare, Giovanni, perché guarda che è quello che loro vogliono. Nel momento che molliamo, loro fanno scacco matto, e questo non deve assolutamente succedere. Avanti tutta, Giovanni, e adesso grazie anche a Moreno Gasparini, pubblicità. Grazie.
L'oculistica degli ospedali di Venezia e Mestre sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISAEC e DIMEC, che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea, stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi, che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISAEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare due tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla Banca degli Occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla Banca degli Occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISAEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione. E vi presento un graditissimo ospite per quanto riguarda la Fondazione Banca degli Occhi, che è il presidente Diego Ponzin. Grazie Presidente di essere qui questa mattina con noi, ma saluto anche Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS, APS, sono sigle importanti e poi spiegheremo. Allora inizierei proprio, grazie anche a Vettoretti di essere qui con Mirella. Allora grazie Presidente Ponzin, cosa ci racconta? Queste donazioni che aumentano, io ho avuto veramente dei ricercatori che hanno spiegato quanto si sta lavorando per cercare di migliorare sempre questa qualità di vita. Cosa ci racconta Presidente Ponzin? Ma guardi, vorrei agganciarmi al filmato che è stato trasmesso poc'anzi. Intanto saluto tutti, saluto lei Mirella e saluto gli ascoltatori. In Veneto fortunatamente le donazioni dei tessuti oculari stanno mantenendo un buon livello, e questo è molto importante non solo per effettuare i trapianti ma anche per fare quell'innovazione di cui c'è bisogno per due ragioni. Da una parte se troviamo il modo di fare interventi sempre meno invasivi abbiamo risultati migliori e il sistema sanitario nazionale spende meno per curare i propri cittadini con risultati più duraturi. Dall'altra abbiamo ancora delle malattie che non riusciamo a curare, in particolare le malattie della cornea e anche malattie della retina sulle quali la nostra ricerca si è affacciata in questi ultimi anni. Quindi le donazioni sono un atto fondamentale, perché i tessuti umani rappresentano una risorsa terapeutica e di conoscenze straordinaria per lo sviluppo e per il miglioramento del benessere e la nostra qualità della vita. Insomma. Molto chiaro e grazie Presidente. Allora chiediamo invece a Massimo Vettoretti, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
che ci spieghi il bicchiere, quello mezzo pieno e quello mezzo vuoto. Allora, con quale cominciamo, Vettoretti? Con quello mezzo pieno o con quello mezzo vuoto? Cominciamo con il bicchiere mezzo pieno, direi, nel senso che, come diceva il dottor Ponzin, la ricerca e le donazioni in questi anni hanno fatto grandi passi in favore della qualità della vita delle persone che hanno problemi di vista, e per questo noi siamo grati. Penso soprattutto appunto al trattamento delle patologie della cornea, alla cataratta, soprattutto nella sua forma congenita, e anche al trattamento precoce di quello che viene definito il ladro silenzioso della vista, cioè il glaucoma. L'occhio è diviso, come potrà dirvi meglio di me senz'altro il dottor Ponzin, essenzialmente, semplificando molto, in due parti: la parte che assomiglia molto all'obiettivo di una macchina fotografica, quindi cristallino e cornea per capirci, e su questo la ricerca oggi è in grado di intervenire, e la chirurgia sono in grado di intervenire molto bene, generalmente. La parte più elaborata, che è quella che assomiglia un po' alla pellicola, è la trasmissione dell'impulso al cervello, cioè la retina e il nervo ottico, sono le parti un pochino dove la ricerca ad oggi sta lavorando molto, ma in cui non ci sono, se non in alcuni casi specifici, delle terapie che sono in grado davvero di fare la differenza, soprattutto quando il danno è già iniziato o è grave. E in quest'ambito qui l'arma migliore che noi abbiamo oggi è la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda appunto le patologie come il glaucoma, che sono pericolose perché spesso non danno sintomi, e quando li danno diciamo che il danno è fatto sostanzialmente, e quindi ci si deve un pochino convivere. Noi come Unione Ciechi siamo impegnati da tempo nella prevenzione, infatti nella seconda settimana di ottobre mettiamo, che è dove c'è anche la giornata internazionale per la prevenzione della cecità, mettiamo in campo alcune iniziative di prevenzione di cui magari avremo modo di parlare in seguito. Allora sentiamo come commenta il Presidente Ponzin le parole di questo uomo molto preparato, di questo Presidente Massimo Vettoretti, Presidente Unione Italiana dei Ciechi, perché la competenza è fondamentale, perché poi tu devi dare anche una conoscenza quando ti esponi, quando vai nelle piazze. Ecco, è molto importante questo. Avete sentito la preparazione. Prego, Presidente Ponzin. Sì, buongiorno di nuovo. Prima di tutto saluto con cordialità, direi con affetto, Massimo. E mi complimento per la precisione e la chiarezza con cui ha illustrato alcune caratteristiche essenziali della vista. Ci tengo ad aggiungere un paio di commenti che mi sembrano importanti. Il primo è un esempio. Lui ha detto molto giustamente che esistono dei ladri silenziosi della vista. Uno di questi è il glaucoma. Assolutamente sono d'accordo, perché il glaucoma sostanzialmente è una situazione che non produce sintomi, se non in alcune rarissime situazioni estreme, e quando li produce non abbiamo in questo momento armi per riparare i danni che la patologia ha già fatto. Vi faccio un esempio che riguarda le campagne, per esempio, di screening alle quali Massimo accennava prima, e quindi mi complimento per queste lodevoli iniziative. A metà settembre abbiamo partecipato a una campagna di screening che si è svolta nel comune di Padova, e in 2 giornate abbiamo valutato 600 persone
cercando fattori di rischio per il glaucoma. Ebbene, in 50 di queste 600 persone abbiamo trovato la presenza di uno o più fattori di rischio. Chiarisco, la presenza di un fattore di rischio non vuol dire malattia, ma vuol dire che è opportuno sottoporsi a degli accertamenti specifici, più approfonditi, per escludere che malattie come questo stiano covando. Perché poniamo enfasi su questo tipo di malattie? Perché, come accennava giustamente Massimo, che mi perdonerà se lo cito ripetutamente, ma sono citazioni positive, mentre per la parte anteriore dell'occhio siamo riusciti a elaborare, diciamo, delle buone terapie ricostruttive, quindi il trapianto, terapie sostitutive come l'intervento di cataratta, che presuppone l'utilizzo di un dispositivo artificiale, di una lente al posto del cristallino naturale. Per i tessuti profondi, in particolare retina e nervo ottico, siamo ancora molto molto indietro relativamente alla capacità di ricostruire questi tessuti, perché la vista ha molto a che fare con le strutture nervose e anche con aspetti cognitivi che chissà se saremo mai in grado di padroneggiare bene. Quindi per questo ribadisco, insisto, è molto importante da una parte la prevenzione, quindi prevenire i danni che sappiamo già che non saremo capaci di guarire, di curare, e poi dall'altra insistere sulla ricerca perché come abbiamo dimostrato in passato, delle buone linee di ricerca conducono sempre inevitabilmente a qualche risultato terapeutico che ci permette di diminuire l'impatto negativo che queste malattie hanno sulla nostra salute e sulla qualità della nostra vita. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno ai signori bravissimi. Io avevo già chiamato ancora tempo fa che avevate fatto sempre sugli occhi. Io sono stata operata, come forse avevo accennato, alle cataratte, una l'anno scorso e una quest'anno a giugno, e ho acquistato, Mirella, 9 decimi, mai avuti in vita mia 9 decimi, perché mi diceva la dottoressa il velo di cataratta era sottile, però gli occhi giustamente ci vuole la prevenzione. Io parlo perché il marito di una zia, sorella di mia mamma, anni fa, parliamo di tanti anni fa, è diventato cieco a 19 anni, cioè si è ammalato un occhio e dopo l'altro, e poi è andato ai Configliacchi di Padova, che è un'eccellenza, è stato lì 2 anni per imparare tutto l'alfabeto Braille, tutte queste cose che servono, perché volevo però sapere una cosa. Il trapianto che si fa, la cornea, va bene anche una persona che è avanti con gli anni o deve essere per forza giovane? Adesso io parlo per me, io che ho avuto l'intervento di 2 cataratte e devo dire sto bene, ci vedo benissimo, non so neanche più gli occhiali da leggere, e io un domani che non ci sono più, non so quando, domani, dopodomani, fra 20 anni, non lo so, posso essere donatrice o no? Ecco, questo volevo sapere per dare un aiuto a queste persone che purtroppo sono state il destino, diciamo così, ecco. Ferma là, perché dobbiamo fare gli auguri a Sandra, tutta Rete Veneta, Sveglia Veneti, perché oggi compie gli anni, è giusto anche fare gli auguri a queste telespettatrici. Quando? Domani. Domani fa gli auguri, perciò, ma noi li facciamo oggi perché io domani non ci sono, perciò te li facciamo oggi, Sandra, di cuore. Grazie Sandra, auguri a tutti noi. Sentiamo come risponde il dottor Ponzin alla nostra Sandra da Padova. Prego, dottor Ponzin. Sì, buongiorno, molto velocemente. Posso ricevere il trapianto di cornea a qualsiasi età? La risposta è sì, perché attualmente la maggior parte dei trapianti si esegue in anestesia. Spero che mi sentiate. Perché sì, bene dottore, bene. La maggior parte dei trapianti attualmente si esegue in anestesia locale, e quindi essendo
praticamente assente il rischio anestesiologico ed essendo ridotta l'invasività dell'intervento, il trapianto può essere fatto a qualsiasi età se dovessimo averne bisogno. Relativamente alla possibilità di donare, diciamo attualmente è preferibile non utilizzare cornee che siano provenienti da donatori operati di cataratta, perché ovviamente qualche alterazione legata alla chirurgia i tessuti oculari la portano, e in particolare la cornea. Non escludo però in futuro che questi pazienti potranno, diciamo, tornare a entrare nel gruppo dei potenziali donatori, perché con l'aumento della specificità, con il miglioramento della selettività degli interventi, potrebbe essere che riusciamo anche a servirci di cellule non solo più del tessuto, e quindi potremmo anche superare le limitazioni legate al precedente intervento di cataratta. Però in sintesi attualmente chi ha subito un intervento di cataratta non è opportuno che doni le cornee. Allora, dottor Ponzin, non sempre però gli interventi di cataratta hanno un buon seguito. Può essere che purtroppo si può rifare tranquillamente questi interventi di cataratta anche se sono già stati fatti. Da cosa è dovuto? Qualcuno dice, e vorrei anche che lei spiegasse perché sennò noi non sappiamo mai niente, il vetrino non era quello giusto, oppure il vetrino era difettato, abbiamo sentito che c'era anche questa storia. Com'è quella situazione? Cosa si deve fare, dottor Ponzin? Guardi, la situazione in generale è molto buona. È ovvio che ci sono stati per esempio degli incidenti legati alla qualità del materiale che veniva utilizzato. Questi sono stati incidenti che purtroppo nelle attività umane possono capitare, di fabbricazione e quindi di tracciabilità dei lotti e di certe protesi. Quindi queste cose le metterei, le archivierei, diciamo. Le possibilità che un intervento di cataratta non dia risultati diciamo ottimali per scopi refrattivi, quindi perché le lenti finali dell'occhio non sono esattamente adeguate, sono in genere legate al fatto che noi per misurare la lente che dovremo inserire per calcolare la lente che dovremo inserire dobbiamo servirci di misure che facciamo dall'esterno dell'occhio. Queste misure hanno dei margini di variabilità e qualche volta l'occhio può riservare delle sorprese. La stragrande maggioranza comunque di questi problemi viene risolta successivamente dall'uso di un occhiale. Relativamente agli effetti, diciamo agli eventi avversi, alle cose importanti dopo l'intervento di cataratta, la più frequente è che diciamo ci sia una piccola opacizzazione tardiva del guscio, che sarebbe la corteccia del cristallino, il guscio del cristallino che viene asportato. Ecco, questo guscio viene lasciato là e lì dentro viene inserita la lentina artificiale. Se questo guscio si opacizza un po', è possibile poi pulirlo con un laser, è una cosa che facciamo in ambulatorio piuttosto velocemente. Le complicanze dell'intervento, come le complicanze infettive che attengono a qualsiasi tipo di chirurgia dopo la cataratta, sono veramente rare. Possiamo dire che sono meno di un caso su 10.000, quindi direi che questi sono dati tendenzialmente piuttosto buoni, ecco. Molto chiaro, e la ringrazio perché sono cose importanti per i telespettatori e telespettatrici. Un'altra domanda, perché so che lei ci lascerà alle 45 perché deve partire, perciò la domanda successiva è questa. Si parla di prevenzione, però purtroppo questa prevenzione io vorrei anche farla. Ho capito che ho dei problemi, però ci sono queste liste d'attesa interminabili, specialmente in oculistica. Io dico sempre, provate ad andare a vedere anche alle 7 del mattino, ecco, le persone che ci sono tutti i giorni in questi ambulatori, in questi centri, e capirete quante persone hanno bisogno di cure. Com'è la situazione, dottor Ponzin? La situazione da questo punto di vista in Italia è un po' a macchia di leopardo, però insomma
sostanzialmente la situazione è quella che ci viene descritta dai mezzi di informazione. È una situazione, diciamo, di una certa difficoltà. Sappiamo bene che il Servizio Sanitario Nazionale in questo momento soffre un po' la carenza del personale medico e del personale infermieristico, diciamo il personale sanitario in generale. Io credo, per quello che può significare il mio pensiero, che ci siano ancora margini, diciamo così, organizzativi per migliorare un pochino le performance, le attività del sistema e quindi migliorare la nostra capacità di curare più cittadini. Però il tema delle risorse umane, in particolare delle risorse sanitarie, di tipo sanitario, è un tema che va risolto. Ecco, se non risolviamo quello non riusciremo a diminuire questi tempi di attesa. Un collega mi faceva un esempio tempo fa, mi faceva ragionare e mi diceva: mi chiedono di operare di più. Allora, se mi occupassi di finanza, diciamo così, manovrare 20 milioni ci metto lo stesso momento, la stessa fatica di manovrare 10 milioni. Nel nostro caso operare 20 pazienti non è possibile farlo nel tempo di 10 pazienti. Ecco, probabilmente lo si può fare nel tempo di 18 pazienti migliorando il sistema, ma dobbiamo avere risorse umane e anche ovviamente risorse economiche. Sì, ha fatto bene a dirlo, soprattutto quelle alla fine. Io ieri, Presidente Dottor Ponzin, ho partecipato a un convegno che si chiama l'approccio multidisciplinare nel centro di terzo livello, e qui si parlava di incontinenza e stomia. Allora io inviterei la popolazione, le persone anche che ascoltano, che quando sentite che ci sono certi convegni, invece di dire no, non vado a combattere, non capisco niente, dovreste partecipare, perché voi non avete idea quello che io ho sentito ieri e che poi sentiremo lunedì, perché è importante che voi capiate l'importanza di questi convegni e chi rappresentano e cosa fanno, perché abbiamo sempre da imparare qualcosa anche di molto semplice che non pensavamo. Ecco, quanto importante è l'approccio multidisciplinare, ecco, che ieri ho sentito, che ormai si usano quasi dappertutto, queste squadre che si uniscono, che si aiutano, che cercano di migliorare anche le operazioni. Prego, dottor Ponzin. Ma guardi, il cosiddetto approccio multidisciplinare, che potremmo così, considerare un altro modo di dire che per curare una persona serve un... Si è bloccato? Allora sentiamo Renata da Scorzè intanto. Ciao Renata. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda al dottor Ponzin. Dopo una visita oculistica, mio marito ha fatto la tomografia a coerenza ottica, lo studio del campo visivo, ovviamente tutto a pagamento perché i tempi erano infiniti. Ok, e gli è stato riscontrato un glaucoma all'occhio sinistro. Ci è stato consigliato di andare al Sant'Antonio di Padova, che dicono che è un centro molto buono. Siccome io sono di Scorzè, volevo chiedere al dottor Ponzin, c'è un centro un po' più vicino? Perché ho idea che essendo fuori ASL i tempi siano infiniti. Ecco, volevo chiedere questo. Allora sentiamo se è in linea il dottor Ponzin. Dottor Ponzin è collegato? C'è la connessione? Non mi sembra che ci sia la connessione. Pronto? Allora andiamo da Massimo Vettoretti in attesa di fare una connessione migliore col dottor Ponzin. Allora Massimo, vuoi dire qualcosa, aggiungere qualcosa? Sai di qualche centro più vicino? Perché veramente non è che abbiamo tutte queste informazioni. Prego. Allora, la questione è abbastanza drammatica, nel senso che ad oggi queste liste di cui parliamo sono liste veramente importanti. Un'esperienza personale che io posso portarvi è che
per fare una visita preliminare all'intervento di cataratta. Ad oggi l'attesa è per i primi mesi del 2026. Ora, stiamo parlando di una patologia che può pregiudicare anche sensibilmente la qualità di vita delle persone, perché non vedere non è la morte, per carità di Dio, però è una situazione che non è augurabile, insomma, se si può evitare di vedere male o non vedere è meglio, ecco. Ora il dottor Ponzin diceva non si può operare di più. No, non si può, perché alla fine il chirurgo ha in mano la vita e la salute di una persona. Voi salireste su un aereo il cui pilota è stato costretto a fare un doppio turno e che sta portando avanti la baracca da 16, 17, 18 ore? Io non credo che vi sentireste particolarmente sicuri. E allora perché dovremmo tollerare che un medico sia costretto ad operare 10 pazienti nel tempo in cui ne operava 12, 13, 14? Non è semplicemente possibile. Allora, a me come cittadino interessa relativamente poco perché si sia arrivati a questo punto. Anzi, per dirla proprio francamente, non mi interessa per niente. Come cittadino e come rappresentante di persone che hanno problemi di vista, a me interessa che la politica, che questo problema lo ha creato, perché non lo abbiamo creato noi cittadini privati, l'ha creato la politica, lo ha creato riducendo i fondi alla sanità, lo ha creato calcolando malamente i numeri per le borse di specializzazione, tenendo troppo bassi i numeri per l'ingresso alle facoltà di medicina, così risparmiamo in termini di didattica, risparmiamo in termini di docenti, e ci siamo ritrovati che i medici a un certo punto vanno in pensione. Ma che sorpresa! Anche i medici si ammalano, anche i medici invecchiano, anche i medici vanno in pensione. Pensa un po', una cosa assolutamente imprevedibile. E oggi siamo ridotti così, siamo ridotti che mancano infermieri perché non se ne sono formati e non se ne sono assunti, e dobbiamo andare in cerca dall'India, dal Sud America e da Dio solo sa dove. Ci mancano i medici perché non li abbiamo formati, non li abbiamo specializzati, e oggi una persona che si ritrova con una riduzione grave o gravissima della visione si ritrova a dover attendere oltre 1 anno e mezzo soltanto per farsi fare la prescrizione di una maledetta operazione che può restituirgli la qualità della vita. Io mi rivolgo al direttore dell'ASL 2 perché intervenga in maniera decisa e risolutiva su questa situazione, perché non è tollerabile che nel 2024, quando la popolazione sta invecchiando e maggiormente ha bisogno di cure, di sostegno alla qualità della vita e alla visione, si ritrovi a dover aspettare 1 anno, 1 anno e mezzo, se non di più, per un'operazione di routine, perché oggi l'operazione di cataratta è un'operazione di routine. Molto chiaro, Massimo, devo andare avanti perché c'è anche Valerio da Bovolenta e devo salutare anche il dottor Ponzini. Riusciamo a rispondere a Renata da Scorzè che chiedeva un centro più vicino per il marito per fare questo intervento. Veloce Valerio, ciao. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mi voglio domandare al dottore, mi sono stato operato tutte e due e cataratte, no? Però quella a destra le vedo benissimo. Qui a sinistra ho sempre, quando che muestro l'occhio, ho sempre questa ombra che mi passa davanti con l'occhio. Sono là, visite, però nessuno mi ha detto niente. Io ringrazio il dottore della risposta e ciao Mirella.
Ciao Valerio, salutiamo anche Maria da Bovolenta perché il marito. Dottor Ponzin, riesce a rispondere e chiudere anche con l'approccio multidisciplinare? Prego. Sì, allora intanto vi ringrazio dell'ospitalità. È molto probabile dal sintomo che mi ha descritto il signore che lei abbia una cosa che noi chiamiamo, diciamo nel gergo comune, mosca volante, quindi un piccolo corpo mobile che si muove nella parte profonda dell'occhio. È un fenomeno che può essere un po' fastidioso, ma è assolutamente innocuo. Diciamo che sono regali che ci fa il tempo che passa, come l'equivalente delle rughe sulla pelle. Se non ci pensiamo, il nostro cervello è in grado di cancellare molto frequentemente questo tipo di sensazioni negative. L'approccio multidisciplinare, torno un attimo prima, è un aspetto essenziale. E ci tengo a dire una cosa molto importante: l'aspetto multidisciplinare è imprescindibile per curare le malattie gravi, perché le malattie gravi molto spesso non nascono o non si fermano in un organo specifico, e in questo senso l'ospedale, inteso come lo conosciamo noi, i nostri ospedali fatti da tanti specialisti messi insieme, rappresentano una vera risorsa da questo punto di vista, perché l'ospedale è un piccolo modello di società che ha un valore fondamentale per lo scambio di conoscenze e il confronto fra diversi specialisti. Il posto dove il cardiologo quando va al bar beve il caffè assieme all'oculista e assieme all'endocrinologo è un posto dove c'è uno scambio di esperienze che permette molto frequentemente di praticare una buona medicina olistica, quindi un approccio alla persona come deve essere, come è necessario spesso per curare le situazioni gravi. Quindi teniamo a cuore i nostri ospedali perché sono luoghi preziosi. E Renata da Scorzè che chiedeva se c'era un centro più vicino per curare questo marito che deve fare questo intervento per una patologia all'occhio ma che è lontano. Ma dottor Ponzin, mi scusi, non dovrebbe essere nel momento che io ho questo bisogno che ci sia qualcuno che mi dà un elenco delle eccellenze che abbiamo del territorio? Ad esempio poco tempo fa ho sentito che a Rovigo ci sono delle eccellenze e più di qualcuno non lo sapeva che c'era, cioè siamo poco informati su questo, e chi dovrebbe informare? Perché non è possibile che Renata da Scorzè dica ma possibile che non ci sia un centro più vicino e nessuno dica niente. Prego dottor Ponzin. Sì, ha ragione, devo dire che ha ragione. È chiaro che in questo primo approccio un ruolo primario dovrebbe essere svolto, io credo, dal medico di famiglia nel dare i consigli giusti. Oggi abbiamo molte altre fonti di informazione, raccomando comunque di provare ad informarsi anche con altre fonti, ma di stare attenti perché quando giriamo nel web, per esempio, troviamo con facilità posti dove vogliono venderci qualcosa invece che offrire della salute, in modo sincero. Quindi stiamo attenti alle informazioni, verifichiamo la fonte delle informazioni e facciamo molte domande al nostro medico. Perciò ecco, Renata deve rivolgersi al suo medico di famiglia per vedere, di capire se c'è un centro più vicino per curare questo marito che deve fare questo intervento che per lei è troppo lontano. Allora grazie veramente al dottor appunto Diego Ponzin, che è anche presidente Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Buon lavoro presidente e grazie di essere stato con noi. Grazie. Allora Massimo Vettoretti, andiamo col bicchiere mezzo vuoto adesso. Infatti la telefonata di Renata da Scorzè che ha confermato quello che io ho detto esplicitamente, che forse qualcuno dovrebbe dare delle informazioni, più informazioni, questo non avviene. E queste persone chiamano Sveglia Veneti per vedere se, in base agli ospiti che ho, se qualcuno dà qualche informazione. Ma allora c'è qualcosa che non va anche su questo o sbaglio, Massimo Vettoretti? L'informazione è probabilmente carente. Allora, noi per esempio come associazione lavoriamo molto sull'informazione, anche se è vero
che da noi arrivano quando all'ospedale ci sono già stati e spesso, diciamo, non si è potuto fare granché, perché altrimenti all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti non è che ci arrivi, insomma. Però effettivamente un problema di informazione esiste, perché le persone non sanno spesso dove sono le eccellenze, però quella che manca soprattutto, secondo me, è l'informazione sulla prevenzione, che è importante, perché come dicevamo prima, per alcuni tipi di malattie come appunto il glaucoma, alcuni tipi di retinite, soprattutto degenerazione maculare, che è una patologia che diventa sempre più frequente con l'aumentare dell'età media della popolazione, ecco, l'unica arma che abbiamo a disposizione è la prevenzione, perché nel momento in cui la retina, che è quella parte dell'occhio che trasforma, diciamo, l'immagine in un impulso elettrico che va tramite il nervo ottico al cervello, nel momento in cui questa parte dell'occhio subisce un danno per colpa di una degenerazione maculare, per cui alcune parti della retina muoiono, ed è un tessuto nervoso per cui una volta che è morto non si rigenera, per cui fatto il danno dobbiamo tenercelo, ecco. Nel momento in cui il glaucoma aumenta la pressione dell'occhio, schiaccia il nervo ottico e alcune fibre del nervo ottico muoiono, quella parte del nervo ottico per ora è morta per sempre, non potrà più essere recuperata, per cui quello che manca è l'accesso e l'informazione sulla prevenzione. Su questo noi come associazione non smetteremo mai di insistere, perché il nostro scopo è quello di avere sempre meno soci. Noi non siamo contenti quando ne abbiamo tanti. In provincia di Treviso ci sono dati INPS alla mano relativamente all'anno scorso, soltanto come ciechi civili parziali o totali. I ciechi parziali sono quelli che conservano ancora un minimissimo residuo, oltre 1000 persone. Sono tanti, sono troppi. Allora, senz'altro molti di questi erano inevitabili, però qualcuno forse poteva essere sottratto a questo destino se avesse magari fatto un po' di prevenzione prima. Massimo Vettoretti, un'altra cosa che volevo chiederti e parlare questa mattina è l'importanza anche dello sport per queste persone. Noi abbiamo visto le Paralimpiadi, chissà che finalmente un domani chiameremo Olimpiadi e sport e basta, con questi atleti che hanno portato a casa 71 medaglie. E lo sport aiuta tantissimo a capire che ci può essere un altro percorso nella vita, anche per una persona che non ci vede più. Ecco, cosa vuoi dire? Cosa rappresentano queste medaglie nonostante la fatica, nonostante le barriere architettoniche, ecco, gli alberghi, i ristoranti che non sono adeguati, le palestre? Cosa vuoi dire, Massimo? Allora, premesso che l'unico sport che pratico io è il sollevamento della forchetta. Si vede, Massimo, si vede? Stai forse dicendo che io non sono longilineo non sei longilineo, sei un po' rotondo, diciamo, dai. Vabbè, insomma, adesso sono burroso, ecco, sono burroso. Bello, mi piace, burroso. Vai, Massimo. Allora, lo sport è una cosa importante. Noi sempre qui a Treviso abbiamo, grazie alla collaborazione con un'atleta paralimpica ipovedente che si chiama Pierina Furlanetto, una vecchia che gloria. Salutiamo. Sì, grande amica e grande atleta e grande persona. E abbiamo un gruppo di atletica che ha anche ottenuto in ambito nazionale alcuni buonissimi risultati anche a livello agonistico. Abbiamo un'associazione che si chiama OPLAC che si occupa di tandem e anche loro hanno fatto delle bellissime iniziative.
con persone ipovedenti e non vedenti, e lo sport può essere un veicolo di salute e di inclusione sociale perché ti mette necessariamente a contatto con altre persone. E a questo proposito io volevo dire un'ultimissima cosa relativamente alla questione dell'informazione. Allora, è vero, quello che noi vorremmo tanto è che quando la medicina non può più restituire la funzione della vista o conservarla, ci piacerebbe tanto che degli ospedali informassero della nostra esistenza. Sarebbe bello che una persona, una volta ricevuta una diagnosi infausta come, che ne so, una degenerazione maculare secca, che è quella che oggi ha meno possibilità di cura, diciamo, ricevesse l'informazione che soprattutto dal personale medico, che ci dice: guardate che a Treviso c'è questa associazione, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, qualcosa loro possono fare per te, possono aiutarti a riprogettare una vita, perché perdere la vista non è perdere la vita, inizia una vita diversa, per alcuni aspetti più difficile. Massimo, ti interrompo un secondo, se no mi cade la linea, che abbiamo Federica da Mestre e poi riprendiamo. Vai Federica. Ciao Mirella, Ciao. Volevo solo intervenire su questo argomento che mi sta a cuore, nel senso che l'eccellenza ce l'abbiamo all'ospedale All'Angelo. A me hanno salvato tutti e due gli occhi con 2 interventi abbastanza complessi. Avevo una lesione alla retina e il dottor Rapizzi e il dottor Burato, 2 eccellenze, mi hanno salvato, pur essendo intrappolati in un ginepraio dove mancano medici, mancano infermieri, sono ridotti all'osso, fanno tantissimi interventi chirurgici, non c'è ricambio, per cui veramente la sanità nostra è al collasso. E io mi trovo d'accordo con te, Mirella, prima. Non c'è nessuno che ti indica, nessuna eccellenza, cioè il paziente deve arrangiarsi da solo a trovare la struttura, a trovare l'eccellenza, e per non spostarsi anche di regione. E non è facile, Mirella, perché ti trovi da solo, a volte ti trovi con un problema grave, sei da solo, sei con la paura e nessuno ti dà una risposta. Purtroppo non c'è rete. Io ripeto, mi sono trovata bene all'ospedale All'Angelo per gli occhi, ero in cura fin da piccola, avevo 5 anni, con il vecchio professor Rama mi ha operato la prima volta, adesso ne ho 49, per cui mi hanno sempre tenuto sott'occhio lì, ed è un'eccellenza, però manca personale. Siamo all'osso, ragazzi, manca personale, ci sono anni di attesa, non è possibile. Questo volevo dire, io concordo pienamente con ciò che avete detto oggi, che manca proprio la rete di informazioni, manca a chi rivolgersi, siamo persi nel burocratese, anche i medici, non c'è più quel rapporto dove uno può chiedere, ma solo compilare carte. Grazie Mirella e grazie veramente a tutti gli ospiti. Grazie a te invece Federica, capite l'importante è far capire, un po' alla volta ci arriveremo, di quello che abbiamo bisogno, che è l'informazione data da chi di dovere. Noi abbiamo questa possibilità, il problema è che abbiamo chi dovrebbe fare questo che non lo fa. E qui, caro Massimo, chiamo dentro anche le associazioni di volontariato, perché abbiamo il re e la regina sul mondo del volontariato che dovrebbero gestire queste cose, che hanno questi numeri delle associazioni ma che non fanno rete, perché ognuno vuole la propria visibilità. E quello che è a casa, che ha bisogno dell'associazione che c'è, oppure che può informare, non ce l'ha. Prego Massimo Vettoretti. Poi c'è questa cosa, no? Che fa un po' sorridere se non fosse tragica. Allora, lo Stato non fa informazione, non fa rete, non fa. E quindi noi subentriamo come associazioni. Naturalmente subentriamo per quello che possiamo in base alla nostra preparazione, perché non è che tutti quanti
che quelli che fanno volontariato hanno lo stesso livello di preparazione. È volontariato, ok? E però lo Stato se l'è presa un pochino comoda su questo punto, perché allora ha disattivato o abdicato tutta una serie di servizi che non fa più, li ha affidati all'associazionismo e al volontariato, però ha smesso di sostenere anche l'associazionismo e il volontariato. Ormai per ottenere fondi per operare, e come si dice in dialetto, il niente le buon paiocci, cioè un minimo di soldi servono per fare anche dei progetti minimi. Noi per esempio assicuriamo uno sportello di supporto psicologico, ma lo psicologo va pagato. Non è che lo psicologo fa solo volontariato, un po' ne fa, ma non solo. E quindi noi siamo costretti ogni volta a passare più tempo a fare progetti e a scrivere carte di quello che passiamo poi effettivamente ad aiutare le persone. Io come presidente, fatte 30 le ore alla settimana che dedico alla mia associazione, un buon 20 sono passati sulle carte, sui progetti, sulla burocrazia. E io non ho iniziato a fare volontariato per firmare carte, io ho iniziato a fare volontariato per aiutare le persone. Lo Stato, se non le aiuta direttamente, deve aiutarci ad aiutare, altrimenti non riusciamo davvero ad andare da nessuna Sì, però parte. bisogna anche capire, Massimo, e qua io lo dico quasi tutte le mattine, non ho proprio nessun problema a dirlo, che c'è qualcuno che dovrebbe fare questo, che sono questi centri dove hanno queste iscrizioni delle associazioni di volontariato che dovrebbero mettere insieme, farle conoscere e capire chi fa cosa, perché se tutti fanno tutto come hai detto te, il cane di 100 padroni poi muore di fame, lo dico tutte le mattine. Ecco, siccome ci sono questi organi che dovrebbero mettere insieme le associazioni, farle conoscere, scambiarsi le idee, fanno qualcos'altro per la loro visibilità e chi ne paga le conseguenze? Le fragilità. Questa è la verità. Massimo, come vuoi chiudere? Come ci saluti? Io vi saluto ricordandovi che nelle prossime settimane faremo degli screening presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, sempre relativamente alla prevenzione, quindi tenete sott'occhio i nostri social, siamo sui social, su Facebook, abbiamo il nostro sito www.wiciveneto.it, e faremo anche dei comunicati stampa, giornalisti, pubblicateci, che noi vi vogliamo bene. E ricordatevi sempre che perdere la vista non significa perdere la vita, è solo l'inizio di una vita diversa. Grazie, grazie a questo uomo burroso, come ha detto lui, che ci ha insegnato forse che la vita è anche un'altra cosa, anche se non hai più la vista. Grazie a Massimo Vettoretti, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Grazie, grazie, buon lavoro Massimo, a presto, pubblicità. Buon lavoro a voi. Dalla quotidiana lotta contro l'emergenza randagismo in tante regioni italiane, al sostegno per chi fatica a nutrire e curare i propri animali, agli interventi dopo le alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana, passando per le battaglie in difesa dei diritti di tutti gli animali, a partire dalla fauna selvatica, e soprattutto il lunghissimo contrasto alla provincia autonoma di Trento sui grandi carnivori. Anche il 2023, che volge ormai al termine, è stato un anno pieno di impegni per la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. All'attività di tutti i giorni appartengono i salvataggi di cani e gatti abbandonati, la lotta al randagismo e alle cause che lo alimentano, le staffette e le adozioni, l'aiuto a chi per gravi ragioni non può gestire i suoi animali da compagnia. Grazie alla dedizione dei nostri volontari, l'Eida ha potuto raccontare tante storie, come quella del cucciolo Cooper, ritrovato allo stremo delle forze a Carlentini, in provincia di Siracusa. È bellissimo! O come quella dei piccoli Bianchina e Grigetto, recuperati nelle campagne di Ragusa, sporchi, deperiti e spaventatissimi. O
ancora alla storia del micio Freddy, al quale qualche criminale ha dato fuoco alla coda, provocandogli gravissimi problemi. E poi c'è la cagnolina Luna, tenuta per anni legata a un palo a soffrire il freddo e le intemperie. Oppure la maremmana Suomi, lanciata per pura malvagità da un'auto in corsa e rimasta per questo disabile. E poi vogliamo raccontarvi del cucciolo orso e di Tessa, abbandonati all'angolo di una strada senza cibo e riparo. Ma tutti questi sono solo alcuni dei moltissimi cani e gatti che Leida ha recuperato da terribili situazioni di maltrattamento, abbandono e randagismo. Tante sono anche le famiglie che l'associazione ha aiutato da sud a nord, così come i canili della Sicilia e del Mezzogiorno, che hanno quindi potuto avere risorse preziose, indispensabili per la sopravvivenza dei loro sfortunati ospiti. Negli occhi e nell'anima inoltre resteranno impresse le immagini delle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana, dove i volontari della Leida si sono prodigati per salvare gli animali e per portare aiuti, cibo e medicinali di prima necessità. 2 tragedie di cui le scelte umane portano grande responsabilità e per cui hanno pagato con la vita uomini e animali. Continueranno anche nel 2024 la battaglia contro gli allevamenti intensivi e i massacri indiscriminati di suini, con la scusa della peste suina africana, le molteplici iniziative in difesa di tutta la fauna selvatica, i cinghiali, i cervi, i mufloni dell'isola del Giglio e le cure offerte agli animali delle campagne e dei boschi del CRAS Stella del Nord, il centro recupero animali selvatici, fiore all'occhiello della nostra Leida. Il 2023 sarà ricordato anche come l'anno in cui la provincia di Trento ha tentato in ogni modo di sbarazzarsi degli orsi cosiddetti problematici e poi dei lupi che, a detta loro, davano fastidio. Insieme con altre associazioni animaliste, Leida si è opposta nelle aule di giustizia ed è riuscita ad impedire che anche un solo orso lupo fosse legalmente ucciso per decreto del presidente Fugatti. Leida non si è fermata neppure di fronte ai corpi degli orsi trovati morti nei boschi, chiedendo alle autorità di fare assoluta chiarezza, in un contesto ad altissimo rischio di bracconaggio. E come se non bastasse il Trentino, 2 gravissimi episodi si sono verificati anche in Abruzzo: la morte del famoso Joan Carrito, investito da un'automobile, e l'assassinio a sangue freddo dell'orsa amarena, popolarissima tra gli abitanti dei comuni del parco, che ha lasciato orfani 2 cuccioli. Un capitolo a parte è rappresentato dall'attività che, come onorevole Michela Vittoria Brambilla, io svolgo in Parlamento. Anche in questa legislatura ho potuto ricostituire l'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente, del quale fanno parte deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Sono decine le proposte di legge che ho depositato già all'Aula di Montecitorio, che hanno come oggetto la difesa dei nostri piccoli amici, di tutti gli animali e dell'ambiente. E in particolare ho dato subito impulso all'Atto Camera 30, al mio testo di legge, che inasprisce le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Oggi finalmente è iniziato il suo iter di approvazione in Commissione Giustizia e ci auguriamo sia davvero breve. E poi ho portato avanti provvedimenti di legge per cancellare le putticelle, le carrozzelle trainate da cavalli nei centri cittadini, per ottenere il superamento dell'utilizzo di animali nei circhi, per promuovere una scelta veg a livello culturale come a tavola, e tanti altri temi molto importanti per tutti noi, per tutti gli animali e per il nostro pianeta. Ci vorrebbe molto più tempo per raccontarvi tutta l'attività che la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ha svolto nel 2023 in ognuno degli ambiti che caratterizzano il suo impegno. Ma quello che possiamo garantirvi è che nel 2024 saremo ancora qui,
più forti di prima, ancora più determinati ad essere la voce di chi non ha voce, per difendere anche la più piccola delle creature viventi e per essere sempre al fianco di tutti gli italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Come orgogliosa presidente di Leida, tutti i miei presidenti di sezioni locali, i delegati, gli associati, gli attivisti, tutto lo staff, non finiremo mai di ringraziarvi a nome di coloro che non hanno la voce per farlo. Grazie di cuore per il vostro prezioso ed importante sostegno. E ringrazio veramente Andrea Marin, che è in presenza, responsabile provinciale Venezia, Regione Veneto, Leida, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, anche per questo video molto importante, perché abbiamo capito che ci sono delle persone che stanno cercando di far capire quanto importanti sono gli animali, queste creature meravigliose che abbiamo ancora la fortuna di avere, tutti, parlo in generale, tutti gli animali, e forse qualcuno sta cercando di fare qualcos'altro. E saluto anche Fabio Tullio, presidente Lega Ambiente Treviso, anche lui in presenza qui con noi questa mattina. Avete visto giovani uomini che cercano di dare il proprio contributo, ecco, in queste importanti associazioni. Allora io vorrei proprio invece che Fabio Tullio, presidente di Lega Ambiente Treviso, commentasse questo video. Prego Fabio. Mi spiazza un po', nel senso che pensavamo di partire da Puliamo il Mondo, ma va benissimo così, nel senso che poi uno degli obiettivi anche delle campagne di sensibilizzazione che portiamo avanti da Lega Ambiente in generale, dal 1993 porta avanti questa campagna specifica legata alla raccolta di rifiuti, ma che noi diciamo accogliamo e pensiamo che sia importante portarla, calarla nel nostro territorio per creare delle occasioni di riconnessione col nostro contesto, nel contesto in cui viviamo, e quindi un territorio fatto di principalmente fiumi, acqua e convivenza quindi con tanti altri esseri viventi, e noi ci dimentichiamo spesso che appunto non siamo gli unici abitanti di questo pianeta e di conseguenza appunto la relazione con flora e fauna per noi è di vitale importanza, cioè se siamo qui, se possiamo vivere è anche grazie a una rete di relazioni con gli altri esseri viventi. In questo ovviamente la fauna e soprattutto la fauna selvatica, e l'abbiamo visto appunto anche in questo video appunto di presentazione dell'associazione di cui fa parte Andrea, ci fa capire quanto sia importante e anche fragile, no? L'esistenza di tutti gli esseri viventi di questo pianeta. Dobbiamo ristabilire un equilibrio e di conseguenza anche la questione ad esempio dei grandi carnivori di cui si parla molto in questi tempi, è fondamentale appunto avere la consapevolezza e delle giuste informazioni per non creare catastrofismi, troppe preoccupazioni, falsi miti, e quindi ripeto, quello che penso è che sia importantissimo avere a che fare con un'informazione corretta da fonti verificate, e l'esempio appunto del video è significativo, appunto ci racconta un po' anche un modo di agire, una postura corretta, cioè come ci confrontiamo con la tutela degli altri esseri viventi. Un modo è quello portato avanti appunto dall'associazione del qui vicino Andrea, e anche per noi di Lega Ambiente e Lega Ambiente Treviso in questo, assieme agli altri circoli del Trevigiano, perché non siamo soli e questo è un ecosistema, quello delle associazioni, ne parlavamo poco fa. Per noi è fondamentale il fatto di distribuire anche le competenze e andare a colmare quei vuoti che giustamente esistono e ci sono, perché ognuno può occuparsi di alcuni settori specifici, e quindi anche le relazioni con chi vive questo territorio e se ne prende cura. Lega Ambiente Treviso è una delle tante associazioni, lei è un'altra, gli altri circoli, il circolo Lega Ambiente Piavenire, Sernaglia, Vittorio Veneto, tutti assieme formiamo un ecosistema che punta alla tutela attiva e la gestione attiva di un territorio. Allora vediamo anche questa locandina Puliamo il Mondo che ci ha mandato Fabio Tullio per far capire l'importanza di queste associazioni di Lega Ambiente, che sta cercando di dare anche un là
a questa situazione di fragilità che stiamo vivendo. Perché ho fatto commentare il video di Andrea Marin Leida a Fabio Tullio? Perché quando arrivano queste calamità, se non sei preparato, non solo le persone, ma anche gli animali se ne vanno, muoiono. E forse qualcuno non si rende conto dell'importanza di fare prevenzione e mettere in sicurezza. Che sia Lega Ambiente, che sia Leida, che siano altre associazioni, qui dobbiamo veramente tutti rimboccarci le maniche e capire cosa si può fare e soprattutto far ascoltare chi fino adesso non ha ascoltato, perché sentono ma non ascoltano. E noi ci ritroviamo con questi ragazzi, perché su queste associazioni, ecco, voi dite i giovani non ci sono nel volontariato, no, qua ci sono. Queste associazioni rappresentano i giovani, perché? Perché si fidano, perché gli intrigano di più di altre, perché hanno capito l'importanza di tenere pulito il mondo. Ecco, vediamo la locandina e vediamo poi le immagini che ha portato Fabio Tullio, ma soprattutto che loro ci sono, li abbiamo visti quando c'è stata l'emergenza anche ultima, gli angeli del fango li chiamano, ma si ricordano solo che ci sono solo quando ci sono le emergenze, oppure questi giovani frequentano le scuole, gli ambienti, la quotidianità? Ecco, sentiamo cosa dici Andrea Marin. Sì, buongiorno a tutti e grazie Mirella per l'invito, fa sempre piacere essere qui con voi. A riguardo, fortunatamente noi come associazione, ma anche vedo le altre associazioni, hanno a supporto tanti giovani e quindi il riciclo generazionale c'è ed è importante, anche perché senza i giovani non si va da nessuna parte. Chiaro che a mio avviso, e questa forse è colpa anche dell'associazione che rappresento, ma vedo che probabilmente anche le altre associazioni non hanno un lavoro costante sul territorio e quindi non riescono a coinvolgerli costantemente. Potrebbe essere importante anche andare nelle scuole come associazioni per parlare del lavoro che facciamo, perché così si riesce a trasmettere l'importanza del lavoro che fa il volontariato e quindi l'associazionismo ai più giovani, per avere sempre più nuove leve, perché è importante avere più persone, perché con più persone si riesce a fare un lavoro più importante. Ma secondo te, Andrea, e poi lo chiedo anche a Fabio, questi giovani ci sono o non ci sono? Ci sono, però devono essere, a mio avviso, più coinvolti. Questa è una mancanza anche delle associazioni, a mio avviso. Allora sentiamo anche Fabio Tullio e vediamo anche le foto, le immagini che ha mandato, così ci fanno capire dove si muovono queste persone che avete la fortuna di conoscere questa mattina. Perché non è che si vedono tanto, ma perché sono sempre impegnati, mi dicevano, e perciò fanno fatica, però ogni tanto Mirella riesce ad averli in trasmissione e questo è importante, perché anche a casa qualcuno, ecco, capirà che noi ce la mettiamo tutta per far capire quel signore che ha telefonato, che ha detto non parlate mai di lupi, ne parlo tutte le mattine. Avevo parlato 2 giorni prima col generale forestale proprio di lupi e di ambiente, però capite a casa quanto è importante informare. Allora sentiamo Fabio Tullio. Mirella, io prendo una sua frase detta poco fa, una tua frase detta poco fa rispetto ai giovani. Spesso non li vediamo, nel senso che loro ci sono e ne abbiamo la prova noi stessi, nel senso che il coinvolgimento ad esempio di 300 solo in un liceo, ragazzi ripeti il numero. Beh, siamo solo un istituto, in un anno riusciamo a fare solo per le classi prime, perché non considero prima, seconda e terza, solo le classi prime sono 300 ragazzi che portiamo lungo il fiume a rendersi conto di come è possibile fare cittadinanza attiva. E quindi con le canoe, assieme a un'altra organizzazione che è Natis Nature Civis e Barbasso, che ci aiutano appunto nell'esplorazione dei contesti fluviali attraverso l'uso della canoa canadese, portiamo fuori questi ragazzi che si prendono cura, quindi ogni classe ha una porzione di fiume e là indagano, no? Quindi vestono i panni di quello che potranno diventare in futuro, quindi scienziate, scienziati, filosofe, ma anche proprio gestori di alcuni ambiti di territorio, ma anche agricoltori, agricoltrici, coltivatrici. Abbiamo
la possibilità di confrontarci con i ragazzi, con gli adolescenti, in una fase della loro vita e della loro crescita molto impegnativa, l'abbiamo vissuto anche noi, molto turbolenta, in cui ci chiediamo: ma cosa ci sto a fare al mondo? E la nostra responsabilità è quella di confrontarci con loro, dando loro valore, dando loro la possibilità di esprimere anche quelle che sono le propensioni, le passioni, e sfruttando quelle che sono le loro competenze. La competenza digitale, ad esempio, noi stigmatizziamo sempre i ragazzi, i giovani, perché li vediamo sempre sul cellulare, ma vai fuori e vivi. Non ci rendiamo conto che lì dentro è un mondo che abbiamo generato noi. L'abbiamo creato noi. Di conseguenza la cosa molto interessante è poter dar loro la possibilità di usare quello strumento per fare un'indagine delle matrici ambientali e quindi dire: raccolgo tutte le checklist, vedo il numero di animali Parla più presenti. semplice, perché a casa abbiamo i nonni che ascoltano. Una lista, facciamo assieme una lista di quelli che sono le specie. Dopo vi mostro una cosetta interessante che abbiamo fatto assieme a loro. Una lista di tutti gli esseri viventi, tutti gli uccelli, i pesci presenti ad esempio nelle risorgive del Sile, che sono veramente messe a dura prova, stupende, e le abbiamo tutta la fascia risorgive qui, anche qua dietro arrivando in studio, vedere il vaglio e poi incrociare il meolo è una meraviglia, perché qua a 500 metri ci sono delle risorgive fantastiche che in pochissimi conoscono. Sai che se chiediamo a tanti che non sanno neanche cos'è il vaglio e dov'è il vaglio, perché non c'è l'informazione, ma non è colpa loro, è che qualcuno che doveva fare questo, informare, perché sono beni del territorio. Assolutamente che sì. procurano salute e benessere, non li conoscono. Abbiamo Pierina da Bagnoli, poi continuiamo. Vai Pierina. Sì, volevo dirti Mirella una cosa, che parlano tanto questi della Lega, delle Lega Ambiente, ma devono pulire i fiumi, i fossati, li devono pulire, perché quell'acqua che c'è non è colpa della destra, è colpa della Lega Ambiente, degli ambientalisti, è colpa loro se c'è tutta questa acqua che traslipa, che rompe gli argini, le lontre, che devono pulire una volta, ogni anno pulivano i fossati, i fiumi, adesso non puliscono più. Pierina, grazie della telefonata, grazie Pierina della telefonata, perché fa capire quanto è importante che veniate qua, perché i politici vi hanno superato. Il messaggio che è passato è questo. Perché è vero. Sì, anche perché abbiamo visto Zaia in questi giorni che insomma ha dato colpa alle nutrie per la poca stabilità degli argini dei fiumi e dei canali. In realtà, lo sappiamo benissimo, purtroppo è la poca manutenzione che c'è degli argini dei fiumi, e questa non è colpa delle associazioni degli ambientalisti, ma è colpa di una politica che purtroppo non riesce a trovare dei soldi per manutentare quello che sono i fiumi e gli argini dei canali e dei fossati. Non si può dare la colpa a un animale perché ci sono inondazioni. Io mi ricordo a suo tempo, anni fa, quando andavo a trovare mio nonno in campagna, e lui tagliava l'erba dei fossati e sistemava gli argini del fosso, del canale che aveva di fronte a casa. Questo purtroppo adesso la gente non lo fa più. Purtroppo anche poi come la signora abbiamo sentito rimarca la questione, però le persone non si mettono più a disposizione, purtroppo danno tutto per scontato e tutto per loro è dovuto. Manca a mio avviso quella che è la parte della politica operativa che riesce a mantenere manutentato tutto quello che è l'argine del fiume. Allora Claudio da Marano Vicentino, poi andiamo a sentire anche Fabio Tullio. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bisogna fare un po' di ordine sulle menti di qui della destra, perché confondono un ceto sociale con un albero che intasa un fiume. Allora,
se io dico di sinistra, sto parlando di salariati, di pensionati. Se io dico di destra, sto parlando di imprenditori e chi vive di rendita. Sono due ceti sociali. Allora, appartiene il nome sinistra e destra a questi ceti sociali. A sinistra, ripeto, i salariati, a destra, imprenditori e chi vive di rendita. E tutto il resto sono fantasie che si fanno loro nella testa, un minestrone completo, che hanno addirittura assegnato un nome di un ceto sociale, cioè a sinistra, a delle persone, che parlano dei sinistri. Invece bisogna cominciare a distinguere bene che se uno che è di sinistra fa leggi a favore della destra è solo un venduto, magari da qualche parte, non so, a Dubai gli hanno fatto un versamento e lui là c'ha i soldi e chi può controllare queste cose? Chi può andare a Dubai a dire questo conto numerato è di un politico italiano? Avete capito com'è? Grazie Claudio, abbiamo capito benissimo, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro. Allora, per ritornare invece a Lega Ambiente e capire anche l'importanza che è l'informazione corretta che deve arrivare. Allora, nelle scuole si va pochissimo, è un problema arrivare nelle scuole, devi trovare il dirigente, anche sensibile, perché non c'è niente da fare. Nelle famiglie, avete sentito le telefonate, ci sono anche queste realtà che parlano con i ragazzi. Pensate, uno che ascolta, che ha un familiare così, cosa può pensare e cosa può dire. E poi c'è l'informazione che arriva dalla politica, e la politica quasi tutta, quella che dovrebbe supportare invece anche questo mondo del volontariato, non lo fa abbastanza. Gli altri ne approfittano per far vedere che questo mondo fa del male, che è il mondo degli ambientalisti, che invece, io lo dico sempre, sono persone preparatissime. Dico ai sindaci che all'interno delle giunte ci vorrebbero non solo le quote rosa ma le quote verdi, di persone preparate che sanno che tutti assieme si potrebbe fare dei tavoli molto importanti proprio anche per pulire il mondo, ma vengono tagliati fuori e li fanno vedere come delle persone che nuocciono, che fanno del male all'ambiente. La telefonata è chiara, ma chissà quanti a casa pensano così. La difesa di Fabio Tullio. Ma non ho necessità di difendere qualche posizione, nel senso che poi dobbiamo difenderci noi da quelle che sono le minacce alla nostra vita. Di conseguenza la paura, la preoccupazione che ho sentito nella signora Pierina è quella che sentiamo abitualmente, soprattutto negli ultimi giorni, con gli eventi che non sono più emergenze, non è più qualcosa di eccezionale, non sono più eventi eccezionali, si stanno ripetendo con una cadenza e una frequenza sempre maggiore. Dobbiamo essere in grado di capire di chi sono le responsabilità. Il riscaldamento globale, l'aumento, dopo vi do due dati molto interessanti. L'aumento delle temperature comporta il riscaldamento, ad esempio una delle cause appunto è le emissioni di gas climalteranti, si chiamano anidride carbonica. Gli effetti sono ad esempio il riscaldamento del Mar Mediterraneo. Ok, cosa comporta questo riscaldamento del Mar Mediterraneo? Una instabilità sempre maggiore. La sto facendo molto semplice. Lo abbiamo visto con Vaia. Vaia nel 2018, quell'uragano, ok, che ha colpito buona parte delle nostre Dolomiti e dell'arco alpino, è direttamente correlato al riscaldamento globale, ok? Cosa è successo? È successo che ci siamo resi conto che c'è modo e modo di gestire le foreste, ad esempio, no? E di conseguenza tutto ciò che ci permette di mettere in sicurezza anche tutte le comunità che vivono in alcuni contesti. La stessa cosa con i fiumi. Abbiamo visto 2 giorni fa, anzi inizio settimana, in un arco di tempo molto ristretto, in pochissime ore, abbiamo visto a Treviso in particolar modo, ma anche a Castelfranco, in pochissime ore ha piovuto una quantità di pioggia che solitamente scende in un arco di tempo più lungo. E cosa ha comportato questo? Alluvioni, ok? E quindi molte case sommerse dall'acqua, eccetera. Dobbiamo capire di chi sono le responsabilità e quindi
il fatto di imputare tutta la responsabilità a Legambiente a un'associazione, ecco, ci dà tanta importanza la signora Pierina e la ringrazio per questo, ma non è sicuramente responsabilità nostra. Piuttosto è una responsabilità collettiva. Chi è che gestisce un fiume? Anche questo è un'azione che noi facciamo spesso, cioè andare a spiegare come funziona un fiume, il corpo idrico del fiume, l'ecosistema e le responsabilità di chi sono. Ci sono i comuni, ci sono i consorzi di bonifica, c'è il genio civile, c'è l'autorità di bacino, di conseguenza la Regione Veneto, e sono tutto un insieme di responsabilità che assieme decidono, ad esempio il consorzio di bonifica, quando aprire le chiuse, e quindi il livello, mi viene in mente il fiume Musestre, in cui io sono cresciuto lungo quel fiume lì e vedo che adesso gli argini non sono messi in difficoltà dalle nutrie, bensì da un continuo alzarsi e abbassarsi del livello dell'acqua, dato da cosa? Da delle decisioni prese dal consorzio di bonifica, che ovviamente gestisce il flusso dell'acqua. In questo dobbiamo essere capaci, e non è facile, dobbiamo chiedere che ci venga spiegato come funziona questo ecosistema. Che dovrebbe essere di diritto capire. Assolutamente sì, quindi la sollecitazione che portiamo anche ai comuni è quella di fare in modo che ci siano degli incontri pubblici sulle responsabilità, e quindi dire: guardate, io arrivo fino a qui, poi ho bisogno di quest'altro soggetto qui, quest'altro ente, per capire come va gestito un ecosistema. In questo c'è il contratto di fiume, ad esempio. Ti fermo un secondo, Fabio, perché abbiamo Nadia da Treviso, poi continuiamo. Vai, Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al ragazzo che sta parlando adesso. Fabio Tullio. Ecco, anche l'altro ieri, il melma è strarippato. Perché? Perché non hanno aperto le chiuse che sono vicine al Sile, a fianco alla vecchia Chiarie Forti. Ma allora chi è di dovere aprire queste chiuse? È nato sotto acqua mezza Silea. Ma com'è possibile? Adesso quel forno, quella che vendono frutta e verdura e tutte le abitazioni che sono là, da chi vanno a piangere e a chiedere i danni? Adesso l'acqua era alta, cominciava a salire il melma e le chiusa. Dopo volevo dire, una volta nei campi c'erano le cosiddette chiamate scoline, adesso è tutto campo perché volevano seminare anche là, le hanno chiuse. Il scarico dell'acqua del campo, dove va? Dopo volevo dire un'altra cosa. Io abito vicino al Sile. Praticamente ognuno si puliva il suo tratto. C'era un signore che dalla centrale a casa sua puliva tutta la riva del Sile, si poteva mangiare. L'ultima volta che ha fatto, e dopo è stato obbligato a non farlo più, perché volevano denunciarlo. Ma allora queste cose lasciate che facciano i rivieraschi, quelli che sono vicino, che abitano. Se ognuno pulisce il suo pezzo, il Sile sarebbe pulito di più. Grazie, arrivederci. Grazie Nadia, il problema è che paghiamo chi dovrebbe pulire. E là è il grande problema e non lo sappiamo. Noi paghiamo ma non sappiamo chi dovrebbe fare quello che dice Nadia. Prego Fabio Tullio le risposte. Nadia ha una percezione, no? Lavoriamo anche sulle percezioni, cioè quello che ci sembra che sia successo, e abbiamo visto che c'è un insieme di responsabilità. Ad esempio è saltata in quel caso una pompa che aspira l'acqua da una zona, da un quartiere di Silea. C'è probabilmente, sono eventi che vanno gestiti, di conseguenza è necessario attivare dei protocolli
in modo che ognuno sappia, è come con la Croce Rossa, quando succede un'emergenza ci sono dei settori di Croce Rossa, okay, che intervengono in base alle proprie responsabilità. Certo. Si chiama posto medico avanzato, sono quei volontari di crocierenza che arrivano e preparano il primo piccolo ospedale, ok? Ma poi ci sono anche i primi soccorritori, cioè quelli che vanno poi a soccorrere le persone. La stessa cosa dobbiamo pensarla ormai, come fa la Protezione Civile, con i fiumi. Di conseguenza sappiamo che appena c'è un'allerta, l'allerta meteo ormai è fondamentale per poter stare tranquilli. Quando c'è un'allerta arancione e rossa, ma anche gialla, dobbiamo capire cosa fare. Dobbiamo essere noi responsabili del nostro agire. Però abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica cosa fare. Anche l'esempio del signore che lungo il fiume si prende cura si prendeva cura appunto della riva. È fondamentale che questo signore venga supportato ad esempio dall'amministrazione, ci sono dei regolamenti di polizia rurale. Una volta era così. E in questo sono fondamentali i patti di collaborazione. Quindi dire, io ho voglia di aiutare a gestire un bene comune, qual è la riva del fiume. Mi dite come posso fare? Io so più o meno gestire il falsin, l'altro strumento, eccetera, però ditemi quando posso farlo, quando no, perché ad esempio se io taglio durante, e qua Andrea avrà molto da dire, durante un periodo in cui le specie nidificano, ok, là perdiamo anche soldi, nel senso che i benefici che ci dà un certo tipo di presenza di alcuni uccelli o meno lungo la riva è una questione per noi anche economica. Ci conviene che ci siano delle specie che ci danno una mano a gestire il fiume, ok? Anche in questo è fondamentale. Rispetto alla questione delle emergenze non va più concepita l'alluvione come emergenza, ma come situazione che si presenta spesso, dovuta anche, e un altro punto che toccava Nadia era la cementificazione. Abbiamo perso la cultura della gestione dei campi, ad esempio, quindi non vediamo più le siepi, i fossi sono stati tombinati perché bisogna sempre avere un pezzettino in più da coltivare, ma invece anche qui si sta arrivando a un compromesso e quindi con dei progetti, non è il nostro lavoro questo, siamo volontari, ma investiamo anche le notti per scrivere dei progetti che permettono di aiutare anche, ad esempio, gli agricoltori a dire, caspita, diamo la possibilità di togliere 1 metro di campo coltivato per ripristinare quelle che sono le siepi, i fossi e una corretta gestione, perché quello è un beneficio anche diretto per loro, soprattutto perché ci sono le alluvioni ma c'è anche la siccità. Allora, visto che abbiamo ricevuto anche queste telefonate, avete capito che competenti sono, andiamo a vedere Lupi scendono a valle. Chiudiamo con Andrea Marin Leida. Cosa ci dice Andrea Marin in base a questa paura che c'è anche qua nel nostro territorio, purtroppo? Andiamo a sentire. Lupi scendono a valle. Sul fatto che prima o poi arriveranno altri lupi in espansione, ripeto, la biologia della specie ce lo ha già detto e su questo non ci sono dubbi di nessun genere. Che ce ne siano ora, i dubbi ci sono, nel senso che è probabile che ci siano, ma non abbiamo le prove certe. Insomma, dopo la cattura della lupa del Piave potrebbero arrivare altri esemplari. Saranno le fototrappole e gli esperti che terranno monitorata la zona in maniera costante. L'importante, ci spiega il dottor Martini, veterinario del CRAS, è non interagire con l'animale come è accaduto per la lupa del Piave. Di fatto il lupo ha capito che semplicemente la sua relazione con l'uomo, la sua interazione con l'uomo gli portava dei vantaggi e siamo arrivati al culmine, come si è visto alla festa di Cimodolmo, in cui di fatto veniva a prendere cibo dalle mani. Ci sono alcuni video che non girano in internet, ma che ne ho visionato parecchio, in cui letteralmente va a mezzo metro dall'uomo a prendersi il cibo. E questa però, ripeto, è una situazione di estrema pericolosità, perché nel momento in cui l'uomo fa una mossa sbagliata o nel momento in cui c'è un fattore scatenante esterno, può crearsi una situazione di pericolo. Ripeto, e per il lupo e per le persone. La lupa, definita confidente, sta bene, sottoposta ad accertamenti ed esami, ora è pronta per essere ricollocata in una zona sicura e protetta, ma non sarà reintrodotta in natura. Allora, sentiamo come commenta
Andrea Marin, questo servizio che abbiamo visto e questa paura che adesso, se qualcuno va avanti ancora, non usciamo più di casa perché abbiamo il lupo, non andiamo più in cimitero perché abbiamo il lupo, non andiamo più sul Piave perché abbiamo il lupo, non andiamo più alle sagre perché abbiamo il lupo. Prego. Sì, ho visto anch'io quel video virale dove il lupo girava tra le persone a questa festa che c'era lungo le rive del Piave, e da lì ci fa capire che non è pericoloso per l'uomo, soprattutto se è da solo. Partiamo dal fatto che se vengono giù dalle montagne vuol dire che un motivo c'è di sicuro, che è quello molto probabilmente che nelle montagne non trovano più le prede che trovavano prima. Siamo andati a conquistare le montagne, il loro territorio, lo abbiamo invaso, gli abbiamo tolto anche le prede, è chiaro che cercano anche loro di trovare il cibo per alimentarsi, e quindi se non lo trovano tra le montagne, caprioli, cervi e quant'altro, purtroppo può essere che scendano a valle per andare alla ricerca del cibo, quindi anche lì è colpa dell'uomo. Io non direi purtroppo, ma è una fortuna. Mi dispiace che adesso creerò non è così, nel senso che dobbiamo riappropriarci. Qual è il ruolo del lupo all'interno della catena alimentare, nella catena trofica? Qual è? Quello di ristabilire un equilibrio. Ok, quindi se, come diceva Andrea poco fa, tutte le responsabilità degli argini rotti sono delle nutrie, chi è che va a riequilibrare la popolazione delle nutrie? Sicuramente non il cacciatore, bensì il lupo. Di conseguenza la Piave è un corridoio ecologico, si chiama, quindi è un collegamento. Se noi andiamo in Brussa, non so se avete presente, certo, ecco, quella zona magnifica lungo la costa, poco nella zona di Caorle, lì è pieno di animali selvatici che arrivano dal Montello, ma da su. È un corridoio ecologico. Vanno anche loro in ferie, vanno in vacanza, assolutamente sì, lo vediamo anche in spiaggia. No? Sono stati portati da Veneto Agricoltura. Ma non solo, ma noi abbiamo nel Medio Piave, e questo il Circolo Piavenire lo sa molto bene, abbiamo una quantità di selvatici stupenda, ok? Addirittura il cervo, e non ce ne rendiamo conto. Ma io vorrei tornare su un punto. Ma secondo voi Lovadina, che è una località nel comune di Spresiano, perché si chiama Lovadina? E l'ovo è il lupo. Quindi la toponomastica, tantissime vie ci rimandano a quella relazione con gli abitanti del luogo. In questi abitanti l'ovo era il lupo, ok? Giusy, vai Giusy, veloce perché sono in chiusura. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto Mirella, ringrazio il dottor Iannakopoulos che mi fa andare all'università delle materie generali tutte le mattine. Stando a casa risparmio affitto, fuori e tutto, e scuola. Poi, Mirella, le tutte le mattine che devo a scuola così perché ti tiri fuori a tutti, sicché non mi serve neanche andare all'università. Veloce Giusy. Dico ai tuoi ospiti, ma perché non si può tagliare gli alberi secchi che sono dentro agli alveoli dei fiumi? Perché dopo ci sono le dighe che fermano quando c'è l'acqua alta. Giusy, se no non ce la faccio. Poi perché arrivano quelli che passano. Vai tranquilla Giusy, che hanno capito benissimo. A spese dei cittadini. Grazie Giusy, perché non ce la faccio veramente. Chi risponde veloce? Gli alberi secchi vanno tagliati, fa parte della manutenzione regionale o comunque di chi segue il comparto, però non devono essere tagliati gli alberi sani, è questo il problema. Fabio? Una corretta manutenzione di quelle che sono delle infrastrutture. Cioè non è vero che non si possono tagliare. Avete capito ragazzi i messaggi che dovete... La manutenzione con i metodi corretti, avvalendosi di quelle che sono le professionalità. Abbiamo delle università, l'Università di Padova, l'Università di Venezia, che sono incredibili da questo punto di vista qua. Dobbiamo avvalerci degli esperti e sapere che ci sono varie, l'ingegnere non basta da solo, ci vuole anche lo scienziato forestale, e queste professionalità devono
agire assieme. Ma okay? le abbiamo queste professionalità? Assolutamente sì, bisogna dar loro voce. Sì. E con queste parole io ringrazio Andrea Marin, responsabile provinciale Venezia Regione Veneto, lei da Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Ringrazio Fabio Tullio, presidente Lega Ambiente Treviso. Forse dovete venire più spesso, dovevamo parlare di più, perché veramente le persone, avete sentito a casa, vogliono essere informate. Magari fanno anche telefonate che magari non riescono a capire, però voi che riuscite a capire invece l'importanza di dare delle risposte corrette, forse ce la faremo. E a questo punto noi andiamo a leggere la poesia di Pablo Neruda, dedicata a queste persone meravigliose, queste donne che non ci sono più, delle volte anche molto amate dagli uomini, delle volte molto odiate, però purtroppo non ci sono più. Grazie, grazie, con la poesia di Pablo Neruda. Ed ecco qui la poesia che all'inizio della mattinata avevo detto che avrei letto alla fine, dedicata a queste donne che non ci sono più, con continui femminicidi, ma forse anche a qualche uomo innamorato, come ho detto all'inizio, della moglie, della compagna, che senza di lei non può vivere. Questa bellissima poesia che Pablo Neruda ha dedicato alla sua amata donna Matilde Urrutia. Nuda sei semplice. Nuda sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, strade di mela. Nuda sei sottile come il grano nudo. Nuda sei azzurra come la notte a Cuba. Hai rampicanti e stelle nei tuoi capelli. Nuda sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo, come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna a essere una mano nuda. Questa bellissima poesia che Pablo Neruda, come ripeto, ha dedicato a questa donna meravigliosa che per lui era il mondo. Io spero che molti uomini che stanno anche ascoltando capiscono l'importanza di avere questa figura femminile al fianco, di accarezzarla, di amarla, di avere quella tenerezza che è la cosa più importante nella vita per una donna, la tenerezza, il rispetto, ecco, il reciproco proprio scambio di intenti anche sottili. Questo è quello che vuole la donna, un compagno gioioso, sorridente. Insieme si possono veramente superare tanti ostacoli, ma quando penso a questo uomo che l'altro giorno ha ucciso questa donna, abbandonato e solo, con nessuna risposta, forse qualcuno dovrebbe pensare, dovrebbe forse capire che tutti quanti noi forse dobbiamo riflettere su quello che sarà anche il nostro percorso di vita assieme ad altre persone, forse alle più fragili, come dico tutte le mattine, che abbiamo lasciato molto soli, molto soli, e poi troviamo queste tragedie immani per queste persone anche diversamente giovani che non hanno avuto nessun problema nella vita ad amarsi, ma il problema di perdere una figlia adorata, l'unica figlia adorata, di perdere il loro senso di vita. E questo uomo i messaggi li aveva lanciati dicendo non ce la faccio più. Qualcuno aveva udito, come dico sempre, ma non ascoltato. E questo uomo ha deciso di farla finita, si è vestito, aveva anche problemi di salute, ha preso la pistola e si è ucciso, e ha ucciso la moglie. Capite? Dentro di lui era già morto purtroppo, e nessuno si era accorto nonostante lui l'avesse detto non ce la faccio più. Posso dirvi buon sabato e buona domenica, forse, ma vedremo. Ciao, a lunedì.